Gentile pubblico, buonasera e grazie per essere qui ancora una volta con noi alle conferenze del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Come sapete già, questa sera non è il 13, ma ogni tanto facciamo un'eccezione per avere con noi magari un relatore a cui teniamo particolarmente. E questa sera succede con il giornalista Gianni Lannes, che ringrazio tantissimo di essere qui. Credo che non abbia bisogno di presentazioni, chi ci segue da tempo ha letto spesso gli articoli suoi che mettevamo sulle dispense, molti di voi conoscono il suo blog sulla testa e lasciamo la parola a lui perché questa sera vorrei che ci sviscerasse in modo proprio esaustivo, poi ci saranno anche la parte delle domande da parte vostra, tutto quello che normalmente ci viene tenuto nascosto dalla stampa. I giornalisti dovrebbero fare il loro lavoro, in realtà sappiamo benissimo che pochi lo fanno. Chi scrive tranquillamente da 20-30 anni senza nessun problema nelle testate di regime difficilmente ci potrà portare qualcosa di nuovo. Bene, questa sera noi abbiamo Gianni, lo ringraziamo ancora, buon ascolto e poi passeremo alla fine dell'esposizione del suo materiale, vi ruberò 2 minuti per qualche annuncio e poi passeremo alle domande. Una piccola precisazione, siccome voi sapete che la facciamo registrare la conferenza sempre in modo professionale, ci terrei che le domande voi le faceste solo quando vi sarà portato il microfono, perché anche l'ultima volta alcune cose non sono venute in registrazione, quindi rischieremmo di perdere del materiale prezioso. Sono emozionato. Sono emozionato. Non mi capita spesso. Non sono un maestro, non sono un eroe, ma sono un uomo con i suoi limiti. Sono un ricercatore della verità. Ho dedicato 30 anni della mia vita al giornalismo d'inchiesta sul campo, da freelance, libero e indipendente. E questa sera vorrei parlarvi di alcuni temi. Partendo dalla mancanza di sovranità politica, economica, finanziaria, sociale, culturale di questo nostro paese, del bel paese. E vorrei fare una precisazione iniziale. Siamo tutti disinformati. Io non so nulla, sono un ignorante, non sono uno specialista della materia o delle materie. La verità, qualcuno ha detto 2000 anni fa, ci renderà liberi, ma la verità è dentro di noi, non soltanto nella realtà che osserviamo distrattamente. Il 3 settembre del 1943 è stato firmato il Trattato Corto di Cassibile, l'armistizio corto, che prevede, che ha al suo interno una clausola segreta. Questo documento non è mai stato pubblicato integralmente, mai. Come del resto il trattato di pace firmato a Parigi nel 1947. E anch'esso contiene una clausola segreta. Guardate, la trattativa Stato-mafia, no, è iniziata non dopo la strage di Falcone e Borsellino delle rispettive scorte della Polizia di Stato, ben prima, nel 1943, quando il governo degli Stati Uniti ha pensato bene di rivolgersi a un mafioso di calibro come Lucky Luciano. Era stato appena condannato ed era in galera a scontare la sua pena. E quindi si accordano con la mafia italoamericana per favorire lo sbarco in Sicilia, ma non solo. L'Italia è un paese a sovranità non limitata, no, azzerata, inesistente. Guardate, esistono una mezza dozzina di accordi segreti a partire dal 54, dal BIA del 54, siglato tra gli Stati Uniti d'America e il governo italiano, tra il governo americano e il governo italiano, e mai ratificato dal Parlamento italiano. Accordi che arrivano fino ai giorni nostri, accordi segreti che prevedevano innanzitutto
la realizzazione in Italia, a partire dal 1957, come quest'ultimo mio libro Italia usa e getta documenta, di arsenali nucleari sparsi in tutto lo stivale, isole comprese. Si parte nel 1957, quando a Napoli arriva il primo carico di ordigni, che verranno posizionati nel nord-est, dove siamo? Quindi Friuli Venezia Giulia e Veneto, Lombardia, ma soprattutto Friuli Venezia Giulia e Veneto. Arsenali nucleari. Guardate, nel 1968 l'Italia firma il Trattato di non proliferazione nucleare, che entrerà in vigore nel 1970. È vietato realizzare arsenali nucleari in paesi che hanno firmato questo trattato e che non hanno sviluppato armi nucleari. Ebbene, l'Italia, fino al 1975, ha sperimentato addirittura un missile con una testata nucleare, l'Alfa 1. Sperimentazioni realizzate in Sardegna, segretamente. Cioè 5 anni dopo la firma di questo trattato si sperimentava questo missile. Voi sicuramente saprete che non abbiamo soltanto 4 centrali nucleari civili, ma anche, sapete no? Immagino di sì, anche una centrale nucleare militare. Si trova a San Piero a Grado, in provincia di Pisa, un tiro di schioppo dalla città di Pisa, si affaccia sul Tirreno, all'interno di un'area protetta, sulla carta, il parco di Migliarino San Rossore. Qui, a metà degli anni 50, nasce il Camen, poi Cresan, infine Cisam. Marina Militare Italiana, Stato Maggiore Marina Militare, Fiat e quant'altro. Il primo reattore nucleare militare, il Galileo Galilei, ci viene donato dagli alleati e ha funzionato per alcuni decenni e lì sono state realizzate diverse sperimentazioni. Queste sperimentazioni e questa centrale nucleare ha prodotto delle scorie ad alta attività di terza categoria, sia solide che liquide, oltre che aeriformi. Dove sono? Quelle solide sono state seppellite in questa pineta, in riva al Tirreno, luogo meraviglioso, una volta. Quelle liquide sono finite nel Tirreno e quelle aeriformi chiaramente sono disperse nell'aria. E questo fino ai giorni nostri. Voi pensate che l'Italia sia fuori dal nucleare? Sbagliato. È vero, ci sono stati 2 referendum popolari e i cittadini hanno optato per il no al nucleare civile, ma non siamo fuori. Intanto perché le 4 centrali nucleari non sono state ancora bonificate, e intanto perché le officine di fabbricazione del combustibile, dal Piemonte alla Campania, alla Basilicata, non sono mai state bonificate, e quindi ci ritroviamo oggi con 7 depositi definiti a tempo determinato, ma che in realtà saranno eterni perché non c'è alternativa, anche se poi l'Europa ci ha imposto un deposito unico. E proprio in questi giorni prenderanno una decisione. Io ne avevo già anticipata ad aprile di quest'anno, sappiamo già dove e come, ovviamente violando ancora una volta i diritti elementari della popolazione sovrana sulla carta, cioè quantomeno la Convenzione di Aarhus del 98, ratificata in Italia nel 2001 con la legge 108, che prevede la partecipazione attiva dei cittadini. Nulla di tutto questo. Quindi dall'alto, anche perché è vero che ci siamo espressi contro il nucleare civile, ma poi l'Europa, anzi i nostri europarlamentari hanno votato a favore del rientro nel nucleare, e questo non si dice ovviamente. Non so se ne avete sentito parlare, ma qualche anno fa c'è stata una polemica perché abbiamo scoperto casualmente che alcuni parlamentari italiani pubblicamente si erano dichiarati contro il nucleare, ma poi in realtà hanno votato a favore. E quindi l'Europa ha questa posizione. Tra l'altro anche un Nobel come Carlo Rubbia lo ha anche criticato proprio qualche giorno fa, questa posizione filonucleare dell'Europa, nonostante i proclami. Qual è il problema vero? Il problema è che non solo queste aree non sono mai state bonificate, e in queste aree ci vivono 10 milioni di italiani, di nostri connazionali, ma l'inquinamento radioattivo è invisibile. Ci vuole un contatore Geiger per rendersi conto, fare delle analisi. E abbiamo dei dati scientifici inoppugnabili che partono addirittura dalla fine degli anni 60. Non so se avete mai sentito parlare del CNEN. Il CNEN praticamente ha gestito tutto il nucleare italiano
e poi nei primi anni 80 ha cambiato nome, Pelle, e ha preso questo acronimo Enea, CNEN Enea. Beh, ci sono degli studi del CNEN Enea che attestano l'inquinamento radioattivo del Tirreno, dello Ionio e dell'Adriatico. Sì, anche di questo mare che impiega 100 anni per il ricambio delle sue acque superficiali. Documenti ufficiali. Ci hanno sempre fatto credere che si trattava del fallout di Chernobyl dell'86, vi ricordate, il 26 aprile. Però questi dati parlano chiaro, inquinamento a partire dal 68-69. Guardate, hanno realizzato una centrale nucleare praticamente alla foce del fiume Garigliano, la centrale del Garigliano, in Campania, ai confini con Lazio. E accanto a questa centrale ce n'è ancora un'altra, quella di Borgo Sabotino, ma nel Lazio appunto. 2 centrali nucleari che si affacciano sul terreno. Ebbene, questi dati ci dicono oggi che esiste un'area marina che parte appunto dalla costa campana fino a toccare quasi le isole Pontine e Ischia, di 1700 km², contaminati dalla radioattività. 1700 km². Abbiamo nell'Alto Tirreno, addirittura nel santuario dei cetacei, nell'Alto Tirreno, quindi un'area protetta sulla carta, c'è un accordo italo-francese sulla carta, la presenza in mare, e lo attestano i report e le indagini della IEA, di plutonio 239 e 240, che sono radionuclidi artificiali, non esistono in natura, che hanno una emivita di 24.400 anni. Piegano tanto per decadere, per non essere più pericolosi, per intenderci. Voi direte, ma come ci sono arrivati? Chi ce li ha messi? E così anche purtroppo anche nell'Adriatico. Nell'Adriatico, addirittura. Ebbene, io ho dedicato molti anni a questa ricerca sul campo, perché sono anche un subacqueo, e oltre che occuparmi di navi dei veleni, avendone trovate 203 nel Mediterraneo, soprattutto nei mari italiani, e quando parlo dei mari italiani mi riferisco alle acque territoriali, quindi entro le 12 miglia dalla costa italiana. Nessuno si sorprende più, ne ho parlato anche recentemente a Cesena, a Bologna, a Vicenza, 2 settimane fa. Sono state affondate 2 navi cariche di rifiuti radioattivi di origine industriale nell'Alto Adriatico, su bassissimi fondali. Sono lì, la prima è stata affondata nell'89, l'altra nel 92, sono ancora lì. Conosciamo l'identità di queste navi, cosa trasportavano, le modalità di affondamento doloso, e anche le autorità sono a conoscenza, ma fanno finta di niente. Perché forse il problema è proprio la nocività ambientale, è un sistema adottato dalle nostre istituzioni, la nocività ambientale. E allora la domanda fondamentale è: chi controlla i controllori? Voi direte, ma torniamo al plutonio, ma chi ce l'ha messo? Beh, dovete sapere che nel Mediterraneo ci sono stati diversi e numerosi incidenti nucleari provocati dagli esperimenti, dai giochi di guerra che i nostri alleati di Washington hanno realizzato in questi ultimi 50 anni. Addirittura nel 68, nel 70, si è sfiorata una catastrofe nucleare a Napoli, nel porto di Napoli, al largo del porto di Taranto, nel Golfo di Taranto, nell'Adriatico stesso più volte, nell'Alto Tirreno, nello Ionio. Ci sono sommergibili che hanno perso liquidi radioattivi refrigeranti, c'è il Tireless inglese nel 2000, non so se ricordate questa storia, no? Era nei pressi di Augusta, un porto siciliano, la Sicilia orientale, ha avuto un incidente e non hanno informato le autorità civili italiane. Voi sapete che oggi esistono in Italia 12 porti dove attraccano, quindi fanno sosta, unità alleate a propulsione e armamento nucleare. E non esistono, nonostante le normative impongano, un sistema di controllo di protezione. Non esistono piani di evacuazione per la popolazione civile. Provate a chiedere ai prefetti. Ci sono almeno 12 porti, tra i più importanti, interessati da questo fenomeno. E poi esistono servitù militari dove si gioca la guerra, dove si testano nuovi armamenti, non soltanto in Sardegna, che è un primato europeo, perché non soltanto la terraferma ma anche il mare, la zona occidentale e orientale della Sardegna è ormai piena di servitù militari, ma anche tutto l'Adriatico, il Tirreno, continuamente. Basta guardare le ordinanze
delle guardie costiere per rendersi conto di questi giochi di guerra continui, ininterrotti. Si fermano a Ferragosto, per farla breve. Ma questa attività produce un inquinamento, e spesso un inquinamento radioattivo, perché ci sono, per esempio, unità che sostano senza dare neanche il preavviso minimo. È capitato spesso in Sicilia, proprio nel porto di Augusta. Se vi collegate domani, quando avrete tempo, sul sito della Guardia Costiera di Augusta, per esempio, noterete, e andate a guardare le ordinanze, vi renderete conto di quante unità a propulsione e armamento nucleare, sommergibili, sottomarini in questo caso, abbiano fatto sosta negli ultimi 11 mesi da quelle parti, ma non soltanto da quelle parti, perché nonostante il muro di Berlino sia caduto nel 1989, la guerra fredda non è mai terminata. È iniziata al termine della Seconda Guerra Mondiale, quando gli alleati hanno sganciato 2 atomiche sul Giappone, invece di provocare un terremoto hanno optato per l'atomica, all'epoca. Pensate, potevano scegliere, sì, ci sono. Il carteggio è stato, la documentazione è stata desecretata in tempi recenti, è incredibile. E potevano scegliere tra provocare un terremoto artificiale o invece sganciare queste atomiche. Hanno optato per l'atomica perché bisognava mostrare i muscoli all'Unione Sovietica e a Stalin. E questo libro si apre, Italia Usa e Getta, si apre con un documento che è fondamentale, perché è una lettera che il segretario di Stato americano invia a un collega in cui si parla appunto della nuclearizzazione bellica dell'Italia, e siamo nel 1956. Si dice appunto che alcuni ministri sono d'accordo, Taviani, si fa riferimento a Taviani e a Segni. Poi ci sono anche i documenti che riguardano Segni, quindi stiamo parlando delle più alte cariche governative che chiaramente non hanno mai ratificato queste decisioni in Parlamento, come impone la Costituzione. Quindi hanno praticamente regalato e nuclearizzato il nostro territorio da allora. Pensate, c'era un certo Giulio Andreotti, prescritto per mafia, secondo la Cassazione. Questo signore, peccato non sia qui più tra noi, ma ha sempre negato che in Italia ci fossero arsenali nucleari, ha sempre negato. Io mi sono preso la briga di pubblicare proprio questo documento importante del 62, era ministro della difesa all'epoca, governo Fanfani, e c'è una riunione della NATO ad Atene e si ripartiscono gli ordigni nucleari per ogni paese aderente alla NATO. Capito? Quindi c'è la quota anche italiana, c'è la firma anche di Giulio Andreotti, la presenza di Giulio Andreotti e di alcuni diplomatici che lo accompagnavano. E siamo nel 1962. Hanno sempre detto i nostri governanti eterodiretti che in Italia non ci sono bombe nucleari, non ci sono ordigni nucleari. Sempre. Sono state presentate decine di interrogazioni dal 1957 ad oggi. Decine di interrogazioni e spesso non hanno mai avuto risposta. Incredibile, ci sono interpellanze che sono ancora in corso, della terza, quarta, quinta legislatura, incredibile, inverosimile, paradossale, ma sono i fatti questi. Parlano i fatti. Quindi evitiamo i commenti, ma lasciamo parlare i fatti documentati. Qual è il problema? Che male c'è? Qualche centinaio di atomiche sparse nello stivale, da nord a sud, isole comprese. Beh, insomma, c'è un problema, perché, tra l'altro, alcuni rapporti dell'aviazione americana testimoniano che queste bombe, sto facendo riferimento alle B-61, che sono bombe tattiche risalenti agli anni 60, servivano per frenare l'eventuale avanzata dell'Armata Rossa ai nostri confini territoriali, sono instabili. E infatti hanno pensato bene, qualche anno fa, di potenziarle. E subito il Pentagono ha appaltato alla Boeing nel novembre del 2012 il potenziamento di queste B-61. Ce ne sono complessivamente 480 in tutta Europa, in 6 paesi europei, tra cui l'Italia. Nel 2010, a un summit della NATO, la Germania e l'Olanda hanno manifestato l'idea di restituire la loro quota di B-61 ai legittimi proprietari. E c'è stato un paese aderente alla NATO dal 1949 che si è fatto avanti, si è offerto di accogliere queste bombe. Pensate qual è? Provate a indovinare qual è il paese? Correva l'anno 2010, ma chi c'era al governo non mi importa, non è importante, perché poi i fantocci cambiano ma il sistema rimane in piedi. Ed è un sistema di dominio. Sotto regime, siamo sotto regime, è inutile nascondersi dietro un dito, questo è un regime. Allora, tornando ai fatti, qual è il problema? Che sono instabili queste bombe. Ma chi ha la chiave di queste bombe in Italia? Dove sono esattamente? Beh, qui siamo in Veneto e siamo in mezzo. Ce ne sono 40 a Ghedi, nell'aeroporto dell'Aeronautica Militare di Ghedi, e 50 nell'aeroporto di Aviano. 50 e 40 fa 90.
Ognuna di queste bombe B-61 ha una potenza variabile da 0,3 a 170 kilotoni, giusto per fare un raffronto. La bomba sganciata su Hiroshima aveva una potenza di appena 13 kilotoni. Di appena 13 kilotoni. 90. 90, soltanto 90. Poi abbiamo un discreto arsenale di ordigni nucleari in Toscana, a Camp Derby, nei pressi di Livorno. Non ci siamo fatti mancare proprio nulla, e anche ai piedi di un vulcano attivo, pensate l'Etna, c'è una base, Saigonella, non so se avete mai sentito parlare di Saigonella, Sigonella, no? E anche lì abbiamo anche le mine nucleari di profondità, proprio, le B-63 anche, cioè proprio tutto l'arsenale e l'armamentario però della guerra fredda, no? Armi un po' obsolete. Però pensate, i nostri piloti della nostra aeronautica militare si addestrano a bordo dei loro Tornado per sganciare eventualmente queste B-61 con l'autorizzazione americana, perché la chiave ce l'hanno gli americani, in palese violazione del trattato di non proliferazione firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Italia nel 1968 ed è entrato in vigore nel 1970 ed attualmente è in vigore. E allora? Le regole perché non le rispettano? Chi controlla i controllori? Il problema, probabilmente, è che in Italia l'opinione pubblica non ha alcun peso politico, forse non l'ha mai avuto. Alcun peso politico. Qui è in gioco non soltanto la nostra salute, ma anche quella delle generazioni future. Il problema non è tanto stabilire se l'Italia, alcune zone italiane sono contaminate o meno da questo tipo di radioattività, ma il livello di inquinamento radioattivo che c'è in Italia. Beh, i rapporti scientifici, tecnici, non soltanto dell'AIEA, che è la maggiore agenzia internazionale sul nucleare al mondo, che ha sede a Vienna, ma anche dell'Enea stesso, dell'ex CNEN, e anche di alcune università italiane ed europee, attestano in maniera inequivocabile che questo inquinamento fa molto male, perché anche dosi infinitesimali di radioattività possono innescare, attesta la letteratura scientifica e gli esperti, non soltanto patologie tumorali, ma anche una vera e propria cancrogenesi e una mutagenesi. Questo è il punto. Ed è questo un problema assolutamente oscurato, con cui bisogna fare i conti. Io credo che dovremmo chiamare gli ispettori dell'ONU per verificare la violazione del trattato di non proliferazione in questi 6 paesi europei, che comprendono ovviamente non soltanto l'Italia, ma anche la Germania e l'Olanda, che vorrebbero riconsegnare agli Stati Uniti questo armamentario atomico. Con questi problemi bisogna fare i conti, altro che Renzi, il Renzusconi o qualsiasi altra cosa abominevole che passa sotto il nostro naso, ahimè. Questi sono i conti veri, cioè l'attacco alla salute della collettività. Pensate, chi dovrebbe tutelare la sanità se ne infischia altamente, l'Istituto Superiore di Sanità per esempio. È stato interpellato in materia e non si è mai pronunciato, addirittura quando qualche anno fa alcuni pacifisti di Pordenone hanno provato a intentare una causa civile nei confronti del governo nordamericano, per le B-61 di Aviano, il giudice di Pordenone ha passato la patata bollente alla Cassazione, che di lì a poco ha sentenziato che non si può avviare questo tipo di causa perché non abbiamo la sovranità, no? Un po' come la storia del Cermis, vi ricordate nel 1998, 20 morti ormai dimenticati, per un gioco di guerra, no? Cermis, 20 morti. La sovranità. Sapete cosa ha dichiarato ufficialmente? C'è un pezzo di carta che lo attesta? Lo Stato Maggiore del Ministero della Difesa, recentemente, a firma di un generale, non sparo sulla Croce Rossa, non faccio nomi, ma sono stati pubblicati sul mio diario internautico sulla testa, che non abbiamo alcuna sovranità sullo spazio aereo nazionale. Ma allora chi ce l'ha? Chi controlla lo spazio aereo italiano? Cioè, è l'aeronautica militare italiana che dovrebbe controllare lo spazio aereo italiano. Non ha la sovranità, non abbiamo la sovranità, non abbiamo il controllo dello spazio aereo. Ma scusate, e allora? Sapete che a fine ottobre dell'anno 2014, non nel 1962, nel 2014, c'è stata un'esercitazione nucleare nei nostri cieli?
una esercitazione nucleare, ma non so, forse è il caso di spegnere la televisione e accendere la mente, no? Siamo a un punto di rottura. Mandano in onda ogni giorno la disinformazione, a reti unificate. E allora, cosa possiamo fare? Intanto osservare la realtà, osservarla con i nostri occhi, senza mediazioni, senza filtri. Affidarci non solo al nostro intuito, ma alla nostra razionalità, ma anche alla passione, perché poi siamo impegnati, forse siamo qui stasera, perché ci teniamo alla vita e ci teniamo ancora a questo paese. L'Italia è davvero un paese meraviglioso, ve lo dice una persona che ha viaggiato in tutto il mondo e ha avuto questa fortuna, questo privilegio. E non è per campanilismo, no? Perché siamo italiani, allora... No, davvero. L'Italia purtroppo è una colonia, certo a stelle e strisce, ma pur sempre una colonia. Voi pensate che i nostri governi siano liberi e indipendenti? Sono eterodiretti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, da allora. Bisogna fare i conti non soltanto con la privazione della libertà e della democrazia, ma anche con questa nocività ambientale che è stata innescata da giochi di guerra, sperimentazioni di armi di ogni genere. Per esempio la Sardegna viene utilizzata per testare armamenti di ogni genere e da qualche anno anche Israele gioca questo ruolo. Quest'anno, per fortuna, dopo le proteste che ci sono state in Sardegna, hanno pensato bene di boicottare questo evento. Ma non solo. Guardate, i problemi sono talmente tanti e innumerevoli che io sto cercando di condensare quelli che ritengo più gravi e l'attentato alla salute, soprattutto alla fecondità. Se penso che addirittura hanno creato una banca dati per metterci dentro il DNA degli europei e degli italiani in particolare. Una banca dati. Siamo sorvegliati, siamo controllati. 3 giorni fa, è una notizia questa, ma sicuramente saprete che 3 giorni fa è stato siglato un protocollo d'intesa tra Ministero della Difesa, Aeronautica Militare Italiana, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. Prossimamente le forze dell'ordine, quindi Carabinieri e Polizia di Stato, potranno utilizzare dei velivoli senza pilota, i cosiddetti Predator, dei droni, per ragioni di ordine pubblico, per controllare le città. È un pretesto ovviamente, no? Guardate a che livello si è spinta l'invasività dello Stato, o meglio di chi controlla il nostro Stato. E questa è una notizia fondamentale. Ma di quali diritti civili parliamo? A questo livello? Io sicuramente vi faccio una domanda che non vi troverà spiazzati. Eurogenfor, ecco, che cos'è? A che serve? Chi controlla Eurogenfor? Dov'è? Beh, Eurogenfor è intanto si tratta della gendarmeria europea, un sistema che hanno aderito alcuni paesi, tra cui l'Italia, in base al trattato di Prüm e poi di Velsen, e la sua base operativa è a Vicenza, nella caserma generale Chinotto, che è stata inaugurata nell'anno 2006. Attenzione alle date, 2006. Ma soltanto nel 2010, 4 anni dopo, il Parlamento italiano ha ratificato il Trattato di Velsen che ha istituito Eurogenfor, con la legge 84, 4 anni dopo. 4 anni dopo. Come si fa? Ma di quale legalità parliamo? Che compiti ha Eurogenfor? Beh, intanto compiti di ordine pubblico, di intelligence. Se ammazzano qualcuno non ne rispondono. Non rispondono alla magistratura, non rispondono ai parlamenti, ne rispondono soltanto alla NATO, al Patto Atlantico, a Washington. Ma sappiamo che anche la Casa Bianca deve rispondere a determinati poteri economici, non ad altro. Ma di quale libertà parliamo? Di quale sovranità parliamo? L'Unione Europea non è l'Europa. L'Unione Europea è un'altra cosa, non è l'unione dei popoli. L'Italia è stata utilizzata per 40 anni come la discarica dell'Europa. Nei nostri mari
ma anche la Svizzera. Una nazione che si affaccia sul mare ha pensato bene di scaricare nel Tirreno le sue scorie nucleari. Perché no? Lo fanno tutti, lo fa la Germania, lo fa la Gran Bretagna. Perché no? E anche la Svizzera, la Francia. Siamo a questo livello, la discarica dell'Europa è un paese trasformato in una portaerei da cui far partire le guerre in tutto il resto del mondo, non soltanto per controllare il Medio Oriente e il Mediterraneo. E poi, ciliegina sulla torta, ancora oggi, ma questo è un problema che è legato alla Seconda Guerra Mondiale, esistono ancora alcune discariche in mare, soprattutto nell'Adriatico, dove nel 46-47 il governo degli Stati Uniti d'America ha pensato bene di realizzare una delle più grandi discariche chimiche mai realizzate prima. Mai realizzate prima. Ci sono bombe caricate con aggressivi chimici, proibite dalla Convenzione di Ginevra del 1925. Iprite, per fare un nome. Fosforo. Fosforo. Voi pensate, hanno sperimentato il napalm, voi direte, in Vietnam? No. Il napalm è stato sperimentato in Emilia-Romagna e in Veneto. I primi bombardamenti al fosforo e a Pantelleria, durante la Seconda Guerra Mondiale. Prima, ben prima dell'Iraq, ben prima. Facciamo i conti con questi ordigni che non sono mai stati recuperati, anche a largo dell'isola di Ischia, nel Golfo di Napoli, c'è un'altra discarica di questo genere. Sono autentici cimiteri marini e sui fondali non c'è più vita. Anche le praterie di Posidonia, che dà ossigeno ai nostri mari, stanno morendo. Basta immergersi per rendersene conto. C'è un rapporto dell'ICRAM, datato 2003, oggi l'ICRAM non esiste più, si chiama ISPRA, uno studio campione nell'Adriatico che attesta che queste sostanze chimiche contenute in queste bombe sono entrate nella catena biologica. Cioè, gli involucri si sono deteriorati, ma proprio l'altro giorno mi comunicavano il rinvenimento, perché ormai è quotidiano, perché queste bombe non stanno ferme sui fondali, si muovono, ogni tanto vengono a prendere la tintarella sulla battigia, e i primi a rimetterci la vita e la salute sono i lavoratori del mare, i pescatori. Ma non soltanto loro, ovviamente, perché poi il pesce arriva anche sulle nostre tavole. Ma la cosa più grave è che gli equilibri naturali sono stati sconvolti irreversibilmente, perché come ci ha dimostrato una delle più grandi biologhe marine di tutti i tempi, Rachel Carson, con il suo saggio Il mare intorno a noi, alla fine degli anni 50, l'inquinamento nucleare è un tipo di inquinamento irreversibile, i cui danni sono irreversibili. Capito? Irreversibile. Voi direte, ma cosa fare? Beh, intanto fare il punto della situazione, chiedere ai responsabili di bonificare queste situazioni. Cioè, sui fondali dell'Adriatico ci sono migliaia e migliaia di bombe caricate con questi aggressivi, e non soltanto le bombe residuate della Seconda Guerra Mondiale proibite dalla Convenzione di Ginevra, ma anche le bombe all'uranio impoverito, quelle avanzate ai bombardamenti nella ex Jugoslavia. Anche nel lago di Garda ce ne sono, mai recuperate, mai bonificate, nonostante i proclami altisonanti della NATO, dello Stato Maggiore e dei governi italiani, fino ad oggi. Bisogna farci i conti. Ecco, questo potrebbe essere un punto di partenza per rimettere in piedi questo paese dissestato, no? La bonifica. Guardate, 10 milioni di persone che sopravvivono in aree gravemente inquinate. Nel 96 lo Stato ha stanziato fiumi di denaro pubblico per bonificare questi territori, ma da allora le bonifiche non sono mai decollate. E bisogna fare i conti con le malattie e infine la morte. Ma anche uno come Cancronesi, qualche mese fa, in primavera, ha dichiarato pubblicamente in un convegno a Milano che attualmente, se lo dice lui, un'autorità in materia, c'è da crederci, un italiano su 3 è malato di cancro. Lo dice Cancronesi. Fa fede, no? E a breve avremo 2 italiani su 3. Guardate che tipo di statistica particolare. 2 italiani su 3, un italiano su 3, numeri all'8. Non si realizzano indagini epidemiologiche sul territorio. L'Istituto Superiore di Sanità si guarda bene a realizzare indagini epidemiologiche. E guardate che le basi militari
sono anche più inquinanti delle industrie, anche più inquinanti. Anche in questo caso c'è una letteratura che spazia a livello internazionale e ognuno di voi può verificare. Non prendete per orocolato quello che vi sto raccontando, è soltanto una mia esperienza, un mio viaggio. Ognuno di noi deve fare questa esperienza del viaggio, della ricerca della verità. Nessuno è depositario di verità. Io non ho alcuna verità in tasca. Io non ho una strada da indicare. Ma posso aiutare gli altri a tirar fuori, perché ce l'ha insegnato Socrate, a far partorire quella verità che è in noi. E solo la verità ci rende liberi. Solo la verità. L'informazione è il sale della democrazia. Abbiamo una situazione italiana davvero anomala. Non esistono editori liberi e indipendenti, puri. Non solo la carta stampata, ma anche la radiotelevisione è concentrata nelle mani di un unico sistema di potere. Un unico sistema di potere. Un sistema di potere che gioca. Ogni tanto punta su una fazione politica, su una lobby. E questo è il turno del PD, del Renzusconi, ma non cambia. Quindi poi punteranno su un'altra fazione, ma non cambia. Cambiano però al peggio le regole del diritto costituzionale. Proprio quest'anno, a gennaio, la Corte Costituzionale ha sentenziato, sentenza numero 1 2014, che la legge elettorale 270 del 2005 è incostituzionale. È una notizia straordinaria, fondamentale. Certo, hanno impiegato 9 anni, non si erano accorti prima, soltanto perché dei cittadini volenterosi hanno denunciato questa violazione della regola fondamentale di una democrazia, di uno Stato di diritto sulla carta. Conseguenze? Al momento nessuna. Stanno pensando al nuovo presidente da inviare il nuovo inquilino del Quirinale, probabilmente Anna Finocchiaro, ma i giochi sono già fatti, un po' di manfrine, quando invece l'attuale inquilino è un abusivo, gli attuali parlamentari sono abusivi perché eletti con una legge incostituzionale, l'attuale governo non solo è telecomandato, eterodiretto, ma è anche abusivo, doppiamente abusivo perché non ha avuto un suffragio del popolo sovrano, non è andato neanche alle urne, ma come si faceva con una legge così fuori legge? Questo è il dramma. E quali conseguenze possono esserci? Perché, guardate, sono passati 5 governi, 3 legislature. Forse dovremmo fare i conti con noi stessi? Forse siamo noi l'altro problema. Siamo noi il problema. O meglio, la nostra passività. Allora io vi dico che dobbiamo fare qualcosa. E non a caso forse siamo qui stasera. Abbiamo il dovere morale di difendere, soprattutto in primo luogo, i bambini. Perché i bambini, a differenza dei grandi, degli adulti, non possono difendersi, non possono scegliere come noi l'indifferenza o il cinismo. Sono indifesi. Ma quale paese consegneremo a quelli che verranno? Con quale diritto lasciamo che il nostro paese venga devastato in questo modo? Ma di quale barlume di democrazia stiamo discettando stasera? Di quale? Voi sapete che la Carta Costituzionale è stata stracciata nel 2007, il 13 dicembre, quando Prodi e D'Alema, senza alcun mandato parlamentare, hanno aderito, hanno firmato il Trattato di Lisbona, che di fatto ha stracciato la Costituzione repubblicana del 1948 e il Trattato di Lisbona è entrato in vigore nel 2009 e ha reintrodotto anche la pena di morte. Verificate, è vero, è un trattato che ha più di 300 articoli con allegati, ma è volutamente farraginoso perché anche i non addetti ai lavori non devono capirci niente. No? Come si fa? Come si fa a sopravvivere in un paese rimorchiato dagli eventi, dove il destino viene deciso altrove? Come si fa? Ma anche uno scatto d'orgoglio, no? Un po' di dignità nazionale. Bisogna unire le coscienze, non dividerle. E guardate, i partiti hanno fatto il loro tempo, ma lo diceva anche Enrico Berlinguer, c'è una famosa intervista nel luglio dell'81 a Scalfari. Questo cancro dei partiti, diceva Berlinguer, che ha devastato questo paese. Enrico Berlinguer. Allora niente di nuovo. Non siete stanchi della passività? Di questa passività che non ci porta a nulla di buono? E guardate che
la questione ambientale, la questione soprattutto sanitaria è fondamentale perché parliamo della qualità della vita, non soltanto dei diritti, della qualità della vita. Allora dovremmo partire da una consapevolezza. Io vorrei anche aggiungere che è in atto una guerra ambientale non convenzionale e segreta, ormai da troppo tempo. Soltanto per caso, 1 anno e mezzo fa, durante una serie di ricerche, ho scoperto casualmente che sia la NASA, anzi unitamente NASA e Max Planck Institute, hanno realizzato proprio in Italia il primo esperimento sui generis. Nel 1963 hanno scelto a campione la Sardegna e il deserto del Sahara, quindi un'area abitata, sia pure non densamente abitata come la Sardegna, un'isola, e un'area disabitata, completamente disabitata, per fare questo esperimento. Uno spargimento di bario. Bario sapete che è tossico? Nell'aria. Bario, Max Planck Institute, un istituto scientifico tedesco, e la NASA. La NASA, 1963. Beh, queste cose dovremmo saperle perché toccano la nostra vita. Voi sapete che per tutti gli anni 60 ci sono state sperimentazioni nucleari, per tutti gli anni 60 e 70, fino quasi ai giorni nostri, no? Nell'atmosfera. Nel 1962 uno studioso svedese, Sven Svensson, il professor Sven Svensson, ha realizzato nel 1962 ed è riuscito a stabilire una correlazione tra gli effetti provocati dall'esplosione delle bombe H nell'atmosfera e i terremoti e gli sconvolgimenti climatici. Correva l'anno 1962 e queste ricerche sono pubblicate a livello internazionale, dovrebbero essere di dominio pubblico, perché incidono sulla vita di tutti, del pianeta. Siamo a un soffio da un olocausto nucleare, a un soffio. Non è un'esagerazione questa. E non a caso, a fine ottobre, verificate perché mi sono preso la briga di prendere i documenti della NATO e pubblicarli integralmente. Così anche gli scettici potranno capire che la situazione non funziona, non va. Ma è fondamentale alimentare il dubbio. I dubbi. Bisogna alimentare il dubbio. Non esistono maestri. Non esistono salvatori della patria. E guai a quei paesi che avessero bisogno di eroi. Ma non siete stanchi della retorica anche ecomafiosa? La trattativa Stato-mafia, ripeto, è partita nel 1942 dagli Stati Uniti, quando furono poi rimpatriati al termine della Seconda Guerra Mondiale 200 mafiosi italoamericani che, sotto il comando di Lucky Luciano, hanno impiantato il traffico di droga in Italia e in Europa. Dal 1947 in poi. Strage di Portella della Ginestra, 1 maggio 1947. Non vi siete mai chiesti per quale ragione in questo paese le stragi restano tutte impunite? Non c'è una verità giudiziaria? Al limite si arriva a lambire, a intuire una verità storica, ma mai giudiziaria? Vogliamo entrare nel concreto? Vogliamo rabbrividire insieme stasera? Io ho dedicato quasi 10 anni della mia attività di ricerca a ricostruire il mistero della strage di Ustica. E siamo alle battute finali. Sappiamo com'è andata veramente. E su questo siamo tutti disinformati. Io sono il primo a non sapere. Non sapevo. Ustica. Ma non solo Ustica. Ci hanno fatto credere che questo aereo fosse venuto giù per un cedimento strutturale e poi per una bomba all'interno della toilette dell'aereo. Poi è venuta fuori stentatamente la tesi del missile, dopo la sentenza ordinanza nel 1999 del giudice istruttore Rosario Priore, e poi un processo farsa ai generali dello Stato Maggiore Aeronautica che hanno depistato, tutti assolti, nessun responsabile. Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Se sentite ancora parlare qualcuno, anche in televisione, sulla carta stampata o anche nelle conferenze di Libia, di MiG-23 libici, diffidate, perché o è disinformato o è in malafede. Perché guardate, la Libia, Gheddafi, il volo di Gheddafi
fantomatico in Polonia la sera del 27 giugno 1980 non c'è mai stato, è stata un'invenzione del SISMI, del Servizio Segreto Militare. E mi auguro che stasera sia presente qualcuno dei nostri, qualche barba finta che stasera magari appronterà il solito rapportino. Mi auguro, insomma, perché queste verità devono venire fuori, c'è una responsabilità, c'è una continuità, perché è incredibile quel tipo di depistaggio. Ma poi vorrei anche aggiungere, e ho le prove, la facoltà per dirlo senza tema di smentite, che quelle 81 persone a bordo del DC-9 Italia partito da Bologna sono state volontariamente sacrificate dal governo di Francesco Cossiga nel 1980. C'era un accordo commerciale da 2,5 miliardi di dollari dell'epoca, 2,5 miliardi di dollari con l'Iraq. E anche la Francia aveva questo tipo di accordo commerciale con l'Iraq. La Francia aveva il compito di costruire una centrale nucleare, il reattore Osirak, mentre l'Italia aveva il compito di realizzare 4 laboratori che avrebbero trasformato l'uranio arricchito in plutonio. Con 5 kg di plutonio si fa una bomba nucleare. E ovviamente qualcuno dalla Terra Promessa ha capito tutte queste cose nel 75-76. Infatti il primo carteggio ufficiale tra Tel Aviv e Roma risale proprio al 75-76. Chiedono lumi e alla fine chiedono anche di desistere da questi accordi, ma l'Italia, ma Roma e Parigi non ci sentono. E nel 79 il primo attentato a Tolone, nel cantiere, dove si stava allestendo il reattore, e poi anche in Italia. Attentati e minacce di morte ai responsabili del progetto italiano, che era gestito all'epoca dalla SNIA Tekint e dall'Ansaldo Nucleare sotto la regia del CNEN. Lo Stato italiano. Quindi tecnologia nucleare in cambio di petrolio. E ci avremmo guadagnato anche 2,5 miliardi di dollari. Poi viene fuori lo scandalo BNL e quant'altro. Il movente, qual è il movente? Il movente è nucleare. Israele non ha mai firmato, non ha mai aderito al trattato di non proliferazione, mai. E si stima che abbia nei suoi arsenali centinaia di ordigni nucleari. Ebbene, nel 1980, chiaramente, il timore di Israele era quello che appunto l'Iraq potesse dotarsi di questa tecnologia nucleare, che aveva anche un risvolto militare, e quindi da Tel Aviv hanno pensato bene, prima in via diplomatica, poi in via militare, di colpire chiaramente i paesi interessati da questo accordo commerciale. L'obiettivo non era quello di abbattere il DC-9 Italia, per intenderci, l'obiettivo era un aereo francese e quella sera, devo raccontarle queste cose, per me è una sorta di assicurazione sulla vita, quindi consentitemi di dire, di anticipare quello che ho scritto in un libro che uscirà a maggio del prossimo anno. Lo devo dire perché questa verità ci appartiene, io non amo i misteri e anche qui stasera dirò com'è andata, in sintesi, anche se magari non è proprio nel tema della serata, ma il movente e il filo rosso è quello nucleare. Ebbene, a un certo punto c'era un carico di uranio arricchito che partiva dalla Francia e doveva raggiungere Baghdad proprio la sera del 27 giugno 1980. Come fare temendo un eventuale attacco israeliano? Bisognava perché chiaramente inventarsi qualcosa. E allora hanno trovato il primo aereo disponibile che transitava a quell'ora su un'aerovia particolare, l'Ambra 13, che scendeva sul Tirreno fino a Palermo, che a un certo punto, nel cuore del Tirreno, incrocia l'aerovia militare, la Delta Whisky 12, il punto Condor. Gli israeliani avevano provato già da mesi a bucare la difesa aerea della NATO, quella italiana per intenderci, che aveva dei buchi. E quindi fu organizzata questa operazione impensabile per l'epoca, ma anche ai giorni nostri, con vari rifornimenti in volo, guida caccia e addirittura un aereo per la guerra elettronica che poi a un certo qual modo ha abbagliato anche la difesa aerea del sistema NEIJ della NATO attivo in quel periodo. Ma la Francia e l'Italia sapevano che cosa stava per accadere, che probabilmente gli israeliani avrebbero tentato questo tipo di attacco, perché quel carico di uranio arricchito non doveva arrivare a Baghdad quella sera. E quindi hanno sacrificato un aereo civile. Pensate, l'aereo, il DC-9 Italia, il volo IH-870 sta per decollare dalla pista di Bologna. Quel giorno aveva accumulato un notevole ritardo, ma viene trattenuto ancora 20 minuti senza alcun motivo. Abbiamo scovato casualmente un documento ufficiale, mai attenzionato da altri,
dai magistrati in questo caso. È incredibile perché c'è un ordine perentorio dalla torre di controllo al comandante Gatti, e quindi l'aereo era pronto a decollare e viene trattenuto ancora 20 minuti, proprio perché l'aereo doveva volare accanto all'aereo francese, quindi procederlo di qualche minuto. E così è stato. E a un certo punto decolla, alle 20:08, ma il caso. C'era una missione dell'aeronautica militare e c'era un F-104 biposto con 2 veterani, Naldini e Nutarelli, che tornavano da una missione a Verona-Villafranca, tornavano all'aeroporto di Grosseto, incrociano il DC-9 Italia e notano che cosa? Notano dei Mirage francesi. Ma che ci fanno due? Cioè, è vietato non solo entrare nello spazio aereo nazionale senza autorizzazione, ma i cacciamilitari non possono farlo, seppure di un paese alleato. E non c'era questo tipo di autorizzazione, ma sono troppo vicini. Si confondono quasi nella scia del DC-9 Italia. E questo serve a disorientare ovviamente i radar da terra, perché sapete che ogni aereo ha un transponder e risponde chiaramente ai radar. E il codice transponder del DC-9 Italia quella sera era 1136 e quella sera c'erano 3 aerei che avevano il medesimo codice transponder. Gli altri 2 erano 2 Mirage francesi, usati come specchietto per le allodole, per ingannare un eventuale attacco israeliano che c'è stato. E quindi a un certo punto gli israeliani attaccano posizionati in mare nell'area sud della Sardegna, meridionale della Sardegna, si alzano in volo, portati da un guidacaccia ovviamente, riforniti in volo più volte, e pensando di colpire l'aereo francese invece beccano l'aereo italiano. Sorpresa, ci hanno sempre detto che l'aereo è esploso in volo. Una menzogna terribile. L'aereo non è esploso in volo. Ci sono prove concrete, ci sono 2 tracciati radar che attestano che l'aereo ha impiegato più di 3 minuti per una manovra di ammaraggio. È atterrato in mare. E ha lanciato anche un SOS. Hanno sempre detto che non c'era comunicazione alla torre di controllo di Palermo e che il centro radar di Marsala, dell'aeronautica militare, di Licola, dell'AMI, non avevano visto niente. Falso. Una manovra di ammaraggio. Sapevano esattamente dove era caduto, ma ritardano i soccorsi. Ritardano volutamente i soccorsi. Quella sera c'era un pattugliatore marittimo in esercitazione e viene allontanato dalla zona. Pensate. C'erano diverse unità della NATO e addirittura c'era l'Andrea Doria, scusate, Vittorio Veneto, Andrea Doria è partita poi più tardi, c'era il Vittorio Veneto che aveva partecipato a un'esercitazione e arriva un ordine di fare rientro immediato alla Spezia, di non prestare soccorso, ma di rientrare immediatamente alla Spezia. C'era un ufficiale di macchina che oggi fa l'ingegnere, io l'ho trovato, ho raccolto la sua testimonianza e l'ho portato ai magistrati di Roma a raccontare quello che sapeva quella sera. Quindi l'aereo non viene soccorso. L'Andrea Doria parte da Cagliari soltanto alle 3 del mattino, che è poi la nave che ha coordinato la ricerca in mare, si fa per dire, e soltanto alle 7:12 minuti del mattino dell'indomani del 28 giugno un elicottero avvista delle chiazze in mare di carburante. E poco dopo poi arriverà un pattugliatore della Marina Militare, al comando del tenente di vascello Sergio Bonifacio, che comincia ad avvistare i primi cadaveri e i rottami dell'aereo. I primi cadaveri che cominciano ad affiorare alle 9 del mattino. Cos'era successo? Si erano formate delle bolle d'aria e questo aereo non era, quello che restava dell'aereo non era affondato. Era a circa 50 metri di profondità. Poi a un certo punto la struttura ha ceduto e quindi sono stati recuperati 42 cadaveri. Non avevano le scarpe, avevano giubbotti di salvataggio e questo fa parte di una manovra di ammaraggio. È una procedura standard questa. E invece di portarli a Napoli per le autopsie, hanno pensato bene di dirottare queste 42 salme a Palermo, dove nell'Istituto di Medicina Legale c'era un cantiere, non c'erano celle frigorifere disponibili, un cantiere aperto, stavano ristrutturando quei locali. Pensate un po', che scelleratezza. E infatti, voi direte, ma sicuramente avranno fatto le autopsie, no?
per accertare le cause della morte, dei decessi. Beh, intanto i conti non tornano sul numero delle vittime ritrovate in mare, ripescate in mare. Io ho letto il giornale di Chiesuola dell'Andrea Doria, che attesta il recupero di 42 salme. Però negli atti giudiziari, nei 2 milioni di pagine, ci sono soltanto 39 salme, mancano all'appello 3 salme e sono state effettuate solo alcune autopsie. C'erano alcuni bambini, erano presenti 11 bambini, e di cui 2 neonati. 2 neonati. I bambini erano integri, non avevano scalfiture, nessun segno. Magari saranno annegati, vogliamo fare un'autopsia? Nessuna autopsia, niente di niente. E a un certo punto la Procura di Palermo, il PM Guarino, apre chiaramente un fascicolo, anche Bologna, ma poi la competenza la prende Roma, che non c'entra niente. Viene avvocato a Roma, nel Porto delle Nebbie, e il fascicolo viene affidato al figlio di un giudice militare. Un certo Santa Croce, che proprio l'anno scorso è diventato presidente della Cassazione. È stato cacciato via nell'86, è stato denunciato dalle parti civili, insieme al giudice istruttore Bucarelli, non è stato mai radiato dalla magistratura, neanche condannato dal CSM, ha fatto carriera e ce lo ritroviamo presidente di Cassazione. Per 6 anni, i primi 7 anni non c'è stata alcuna indagine. E poi c'è tutto il giochetto dei finti recuperi dell'Ifremer, di questa società francese che viene chiamata soltanto dopo parecchi anni, e poi della Whirlpool che realizzerà gli ultimi recuperi di rottami. Ma pensate, nel luglio del 1980 a Roma si costituisce una società e questa società, nel consiglio di amministrazione troviamo il banchiere Francesco Pacini Battaglia e il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giovanni Torrisi, iscritto alla P2. Aprono una società con sede in via Fauro, non so se vi dice qualcosa, nel 93 c'è stato un attentato in via Fauro, proprio da quelle parti, e cosa fanno? Vanno nella zona dove è affondato il DC-9 a fare delle prospezioni, si inventano qualcosa. Tutti sostenevano che a 3.600 metri di profondità nel 1980 soltanto pochi avevano questa possibilità di fare prospezioni e invece hanno fatto questo e nessuno li ha controllati. Pensate un po', quanto non sappiamo su questa storia. Mi fermo qui e poi voglio soltanto dire una cosa, che l'aereo che ha colpito il nostro DC-9 assomiglia al Mirage, non è un MiG ovviamente, anche se l'aviazione israeliana era dotata anche di MiG, non era un MiG-23 come quello che hanno fatto ritrovare a Castelsilano, bensì uno Kfir, che assomiglia molto al Mirage, che è caduto a Castelsilano la notte, perché aveva terminato il carburante, la notte del 27 giugno 1980. Quella notte stessa da Saigonella si sono levati in volo 5 P-3C Orion nordamericani e lo hanno ritrovato. L'indomani carabinieri e esercito sono arrivati, hanno presidiato questo aereo israeliano e l'hanno fatto sparire dopo 2 giorni. È arrivato un elicottero dei carabinieri da Vibo Valencia e lo hanno portato via, l'hanno fatto sparire. Poi, a metà luglio, grazie anche all'aiuto della CIA, il SIOS Aeronautica, il SISMI, il governo italiano, il governo americano hanno messo in piedi la messa in scena della Libia. Hanno fatto ritrovare un MiG libico 23 che era decollato da Pratica di Mare. Come facciamo a saperlo? Abbiamo 2 tracciati radar, uno del centro radar dell'AMI di Otranto e l'altro di Jaco Tenente nel Gargano. I 2 radaristi di Otranto sono stati suicidati, non so se ricordate almeno il caso di Franco Parisi, ma sottufficiale che è stato suicidato, è stato trovato impiccato così come tanti altri. I suicidati di Ustica sono più di 20. Sono più di 20. E poi è stato suicidato anche un radarista di Pratica di Mare. Ma complessivamente sono 20 suicidati, tra cui anche poi 2 piloti, Naldini e Nutarelli, che quella sera intercettano il DC-9 scortato in maniera anomala dai Mirage, e cosa fanno? Non danno l'allarme via radio, no? Effettuano una manovra, scuoccano, si dice in gergo tecnico, e suonano l'allarme generale. A quel punto gli viene ordinato di atterrare e finisce così. Moriranno poi nel disastro di Ramstein il 29 agosto 1988. Sabotaggio. E muoiono così come tanti altri.
Ustica, le due stragi. Chiudo. Non so se vi ricordate il ministro Toni Bisaglia e suo fratello Don Mario Bisaglia. Vi ricordate come sono andati a finire? Il primo è morto in Mar Ligure a Portofino nel 1984, l'altro è trovato annegato in un laghetto del Cadore nel 92, 17 agosto. Bene, nessuna autopsia. Sapete cosa è successo il 5 agosto del 1980 dopo la strage di Bologna? C'è una riunione segreta del governo Cossiga, a cui prende parte anche il ministro Bisaglia, e c'era anche chiaramente il capo dei servizi segreti militari, Giuseppe, il famigerato Giuseppe Santovito. Ebbene, Bisaglia fa mettere a verbale che probabilmente c'è un legame tra la strage di Ustica e la strage di Bologna. Non l'avesse mai fatto. Ma sapete quanto abbiamo impiegato per trovare questo documento super segreto? Era sparito questo verbale, non si ritrovava più. 4 anni dopo, Bisaglia muore col suo segreto, non viene fatta l'autopsia, Cossiga sale su un C-130 dell'aeronautica militare, va a prendere in Liguria la salma di Bisaglia, nessuna autopsia, solenni funerali a Roma e finisce così. Ovviamente suo fratello, Don Mario, non si arrende, aveva intuito la verità e poi è stato annegato, suicidato anche lui qualche anno dopo, nel 92. E finisce così, anche per lui. Ma guardate, la verità non la puoi uccidere. Magari puoi uccidere le persone, ma non puoi uccidere le idee o i fatti. Non esistono stragi perfette, delitti perfetti. E questo paese è costellato di queste stragi che non hanno ancora oggi una verità giudiziaria, non ce l'hanno. La strategia della tensione serviva a stabilizzare il paese, il progetto Caos della CIA, controllare i terrorismi. Pensate, per quale ragione hanno ammazzato Aldo Moro secondo voi? Non era in previsione di ammazzare Aldo Moro. Aldo Moro è stato ammazzato semplicemente perché in prigionia ha cominciato a rivelare alcuni segreti della NATO. Gladio, di cui si saprà qualcosa a livello ufficiale soltanto nel 1990, ma soprattutto il nucleare. Non solo Gladio, ma anche il nucleare. Questi sono i livelli. E potremmo mettere sicuramente Andreotti e Cossiga tra quelli che sapevano. Guardate, Cossiga, prima di tirare le cuoia, ha fatto una dichiarazione allucinante. È incredibile, la trovate anche in rete. Ha dichiarato nel 2007 che gli è tornata improvvisamente la memoria. Da Presidente della Repubblica e da Primo Ministro non ha detto mai nulla. Ha dichiarato improvvisamente nel 2007 che a sparare contro il DC-9 è stato un Mirage francese che voleva colpire un MiG-23 libico. E ha sparato un missile agli infrarossi. Dice proprio questo, lo ripete 2 volte. Il missile agli infrarossi è un missile a ricerca di calore, va a colpire i motori. I motori del DC-9 Italia sono intatti e sono conservati al Museo della Memoria di Bologna. E allora? L'ultimo depistaggio. Ecco, il livello di disinformazione che abbiamo è notevole, è spaventoso. Sulla testa, pausa. Però ciò che dice lei è una conseguenza, manca la causa originaria. Ora, secondo me la causa originaria sta in una data molto precisa della storia italiana, e cioè l'8 settembre 44. Nell'8 settembre 44, che per tanti italiani è chiamata liberazione, in realtà in quel giorno lì l'Italia si arrende senza condizioni. E è da quel momento lì, dal punto di vista giuridico, è sottoposta ad un trattato di pace che è segreto e che è sovraordinato alla nostra Costituzione. È un trattato dettagliatissimo che ha delle conseguenze fondamentali anche sulla nostra vita quotidiana. Per esempio, non esiste la fuga dei cervelli. Noi abbiamo l'obbligo giuridico di brevettare a Londra o a New York. Comunque questo trattato di pace è segreto, è vincolantissimo. E perché io lo so? Lo so semplicemente perché ascoltando Radio Radicale, quando fa le dirette dal Parlamento, vi sono determinati momenti in cui i parlamentari italiani chiedono al ministro competente nel question time: ma perché l'Italia fa una cosa
così folle contro i propri interessi. Ogni tanto capita che il ministro competente risponda: dobbiamo farlo in base all'articolo tal dei tali del trattato di pace. L'onorevole che ha fatto la domanda chiede: a questo punto vorrei conoscere in dettaglio il trattato di pace, gli viene risposto no. Lei può conoscere solo il numero dell'articolo, il trattato è segreto, e questo succede spesso. Ora, noi abbiamo, si dice, non so, 103 basi americane in Italia. Figuriamoci cosa succede in Germania ed in Giappone. Ma questo è fondamentale capirlo, perché allora si viene a capire perché il Giappone si comporta così e soprattutto perché la signora Merkel all'interno dell'Europa si comporta così. Di conseguenza io vorrei sapere da lei cosa sa del trattato e cosa ci può dire in più di questo. In realtà il trattato è quello firmato a Parigi nel 1947. L'8 settembre del 1944 non è stato firmato alcun trattato. L'unico trattato con le clausole segrete è quello del settembre del 1947 firmato a Parigi, quello della resa senza condizioni. Esistono anche degli accordi che Casa Savoia aveva praticamente preparato nel 1942 e 1943, ma poi in realtà è stato siglato l'armistizio corto di Cassibile. Poi l'armistizio lungo, il trattato di pace è quello del 1947. Non esistono trattati di pace del 1944, non esistono. Il 1947 ha delle clausole segrete. E questo è quanto. E determinano la mancanza di sovranità del nostro Paese e la subordinazione agli interessi anglo-americani da allora. Altre domande? Per tutta la vita. Cioè, Allora, pensate, Churchill impose la censura sul bombardamento del porto di Bari del 1943. 2 dicembre 1943, i tedeschi bombardano il porto di Bari e nel porto di Bari segretamente ci sono delle navi e alcune di queste contengono bombe caricate con aggressivi chimici all'iprite. Era la soluzione finale. Gli anglo-americani avevano portato in Italia 1 milione di bombe che poi hanno buttato al largo dell'Adriatico. Al largo dell'Adriatico hanno creato il primo cimitero di questo genere nel mondo. Al largo dell'Adriatico, tra il 1946 e il 1947. Lo attestano i documenti in parte desecretati negli Stati Uniti, che io ho pubblicato in un altro libro che è Il Grande Fratello, Strategie del dominio. Quindi questa è la sostanza vera. E impose la censura perché numerosissimi, più di 230 pescatori furono ipritati. Le cartelle cliniche furono sottoposte a censura da allora, dal 1946 ad oggi. Pensate, qualche anno fa, 2 anni fa, un gruppo di pescatori di Molfetta ha tirato su delle bombe al fosforo che si sono incendiate a contatto con l'aria e ovviamente sono stati contaminati, sono finiti al Policlinico di Bari, ricoverati d'urgenza, dimessi dopo qualche tempo e a distanza di mesi hanno chiesto le loro cartelle cliniche. Non le hanno ancora ottenute, sono stati costretti a denunciare all'autorità giudiziaria il fatto. Churchill. Io ho condotto ricerche nell'archivio storico della Marina Militare Italiana e sono riuscito a mettere le mani legalmente, con tanto di autorizzazione, su alcuni documenti riservati anche dello Stato Maggiore della Marina Militare Italiana che attestano questo fenomeno. Quindi nulla di tutto questo può sorprenderci ormai. Un paese ha sovranità limitata. Da allora. Domande? Io vorrei dire un'altra cosa. Non per mancare di rispetto al suo lavoro, ma a sto punto, visto che ci ha raccontato tutte queste cose, che siamo un paese cosparso di veleni, che non c'è più rimedio visto che si tratta di radioattività, e visto anche che sopra di noi ci stanno avvelenando con le scie chimiche secondo il programma Owning the Weather, ok? E a questo punto qua, cioè, è una normalità, abbiamo perso la guerra è stata persa e si applica una politica di impero. E l'impero richiede questo, noi siamo uno Stato vassallo e dobbiamo anche pagare in termini di contributo. Quindi cioè, il discorso che fa lei non ha nessuna valenza perché o lei fa politica e mette a nudo queste cose creando un movimento che la segue, o altrimenti qua noi siamo venuti a pagarla, ok, per ascoltare queste cose che non potremo mai dimostrare in via giudiziaria, ma potremo dire chissà cosa fanno alle nostre spalle.
Ecco, ma questi qua sono praticamente alla fine miti che alimentano delle azioni dei singoli che non vogliono essere eroi, ma che hanno una loro ragione d'essere in questo clima di contrapposizione. Perché io stavo dicendo al mio amico qua a fianco, sì, ma la soluzione alla fine, lei ci viene a raccontare queste storie, qual è la soluzione? Cioè, se la gente anche conosce queste cose qua, cosa cambia? Continuerà ad accettare l'avvelenamento? Perché? Perché c'è un qualcosa di molto più grande rispetto al singolo e nessun singolo deciderà mai di mettersi insieme per andare a fronteggiare questi interessi strategici. Perché chi è che può controllare oggi la NATO? Diciamo la verità, è una politica di impero. E l'impero sta facendo questo e va al di sopra dei normali cittadini, ma è sempre stato così. Allora io dico, se l'impero praticamente ha ragione di esistere, ha le sue regole. Noi la guerra l'abbiamo persa. Se lei va a dire così alla gente politicamente e fa un movimento, sa cosa le rispondono? Ma noi avevamo i nazi fascisti, gli americani ci hanno liberato, ci hanno portato democrazia, abbiamo vissuto al di sopra del nostro benessere, con cellulari, macchine, case, e oggi praticamente andiamo a contestare questo? Ci hanno fatto crescere con il debito pubblico. Allora io dico questo, queste sono cose che possiamo ascoltare, ma non succederà nulla perché la gente non reagirà se lei farà solamente che informazioni di questo tipo. Punto e a capo. Grazie per il comizio, provo a dare una risposta. Sono semplicemente un osservatore della realtà. Il compito del giornalismo è quello di controllare il potere, ogni forma di potere, sempre. E purtroppo in Italia il giornalismo non assolve più a questo compito da decenni. Io non ho un compito politico, ma quello di informare. Poi, che questo discorso sulle informazioni e sui fatti sia rilevante, questa è una sua opinione e rimane tale ovviamente, perché invece le informazioni documentate servono a far crescere la consapevolezza di tutti, della collettività. Quindi questo è un bel vantaggio, no? A essere informati o disinformati. Poi lei può verificare, ma qui abbiamo documenti ufficiali incontrovertibili, se poi vuol cambiare, capovolgere la storia a suo piacimento per imporre una tesi, io non sto esponendo una tesi, la mia tesi su come sono andati i fatti. Io ho semplicemente raccolto dei documenti in quest'ultimo libro, Italia usa e getta, e ovviamente ho fatto un'indagine sul campo che è durata anni. E ho concatenato ovviamente questi documenti, legandoli gli uni agli altri. Non è vero che queste cose le sapevate, non sapevate niente, non sapevamo niente. Qualcuno l'aveva intuito negli anni 70 e 80, no? Le persone più sensibili, i pacifisti dell'epoca, avevano intuito qualcosa, anche alcuni parlamentari che invano hanno tentato di sapere che tipo di ordigni nucleari ci sono, dove sono. Lei troverà nella 4ª pagina di questo libro il documento che apre la nuclearizzazione dell'Italia e altri documenti a seguire, firmati dai rappresentanti americani e anche dai nostri, Taviani, Segni, Andreotti. Pensate, nel 72 un certo Giulio Andreotti, prescritto per mafia secondo la Cassazione, ripeto, cosa fa? Concede l'uso di una base di un'isola italiana, Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena, per un approdo per sommergibili della 6ª flotta. Poi è diventata una base, fino al 2008, quando sono andati via, hanno lasciato praticamente un deserto di contaminazione nucleare. Sapete quanti bambini nascono con gravi malformazioni nel nord della Sardegna in ragione di questo tipo di inquinamento che è stato monitorato dal CHIA di Parigi nel 2003? L'ultimo incidente si è verificato nel 2003. Un sommergibile, la 6ª flotta, classe Los Angeles, è finito su una secca dei Monaci e ha perso liquidi refrigeranti e poi in mare hanno ritrovato chiaramente i soliti radionuclidi e quant'altro. Ma guardate che anche i grandi imperi sono crollati e anche questo grande impero, cioè questo tipo di capitalismo, ha una sua fine e i segni ci sono tutti quanti. Il problema, ed è pericoloso il discorso che lei fa, perché non è l'impotenza, non è constatare un'impotenza. Quello che noi dobbiamo alimentare invece è la speranza, e la speranza c'è, è parte della consapevolezza critica. La conoscenza ci rende liberi, caro mio. Intanto grazie di essere qui, che ci informa tutti. Io avrei 2 constatazioni e una domanda. La prima è che vedo che anche questo libro è uscito con un editore diverso, quindi probabilmente ha delle difficoltà anche a incontrare un editore che lo sostiene costantemente. Vedo che è la 5ª edizione, vedo, ok.
La seconda constatazione, mi dispiace di non averlo visto nel documentario uscito a settembre sulle scie chimiche promosso da Tanker Enemy, perché probabilmente lei poteva dire avrà avuto i suoi buoni motivi, non voglio sapere risposte. E la domanda è, a riguardo di Ustica, il rapporto di Telarico, se lo conosce, come si innesta nel contesto della faccenda di Ustica? Abbiamo un contratto commerciale Iraq-Italia del 1975 e poi 76. Abbiamo tutto un carteggio tra la Farnesina e Tel Aviv. Chiedono insistentemente di desistere e questa pressione Tel Aviv la esercita anche sul governo di Parigi. A un certo punto, chiaramente, il governo italiano risponde che comunque era tutto a posto e l'AIE avrebbe fatto i controlli. Non avrebbero mai immaginato che comunque gli israeliani potessero abbattere un aereo, non quello italiano, perché volevano abbattere l'aereo francese quella sera. L'obiettivo non era il DC-9. Il DC-9 è stato sacrificato e non a caso non è stato soccorso in mare, proprio per questa ragione, perché non dovevano esserci sopravvissuti. Non dovevano esserci. Guardate, c'è un rapporto del allora tenente di vascello Sergio Bonifacio, che è quello che ha visto i primi cadaveri affioranti che riemergono, perché fino a 100 metri di profondità tutto quello che c'è in mare può riaffiorare, altrimenti sprofonda. E così è stato. 42 salme. Se fossero state recuperate, c'erano dei sopravvissuti quella sera? Guardate che arriva un elicottero americano a prendere dei piloti americani perché c'è stata una battaglia aerea, perché gli americani hanno dato la copertura a Israele. E c'è stata una battaglia tra francesi, israeliani e americani quella sera. E hanno recuperato 2 piloti americani, che hanno avuto la peggio ovviamente, mentre gli israeliani sono riusciti a fuggire. Ma l'Okfir cade perché non ha più carburante, erano stati riforniti in volo 2 volte. E quello era l'unico punto dove potevano attaccare e colpire l'aereo francese che volava, pensate, a 29.000 piedi sulla stessa aerovia, a qualche minuto di distanza. E c'è il tracciato radar che è chiaro, si vede chiaro, no? Quindi passa indenne e l'aereo israeliano invece fugge verso la Calabria, perché la Delta Whisky 12 taglia la Calabria per poi tornare in Israele. Guardate che su questa vicenda ci sono fior di rapporti, ci sono almeno 12 rapporti, perizie, controperizie, ci sono 2 milioni di pagine. Io ho impiegato 2 anni per studiare questa documentazione. Poi ho avviato l'inchiesta giornalistica vera e propria. Cioè non ho preso per oro colato quello che le indagini giudiziarie avevano accertato, anche in maniera contraddittoria, ma ho realizzato una mia inchiesta sul campo. Ho verificato innanzitutto quale poteva essere la causa che ha determinato la caduta del DC-9, che non è esploso in volo, ci sono prove. Ammaraggio, 3 minuti, ammaraggio. Certo, una caduta ruvida ovviamente, no? Una caduta ruvida. Ma guardate, abbiamo le coordinate di ammaraggio, sapevano esattamente dove era finito l'aereo, potevano intervenire e salvare gli eventuali sopravvissuti, ma non doveva andare in questo modo. Tant'è che invece di far partire le unità della Marina Militare che erano a distanza a Napoli, che era il punto più vicino al luogo di ammaraggio, fanno partire l'Andrea Doria soltanto alle 3 del mattino e il pattugliatore marittimo che era in quella zona lo allontanano addirittura. Addirittura c'erano 2 navi e una missione del CNR in quella zona e rischiavano di trovare per caso il DC-9 che era ammarato e vengono allontanate. C'è il rapporto del capo missione, che è un docente universitario, un biologo marino e un subacqueo come me, che lo attesta, e c'è anche la loro testimonianza giurata di fronte ai magistrati. Ci sono testimoni oculari che hanno visto questo aereo israeliano che praticamente ha attraversato tutta la Calabria e poi è caduto a Castelsilano, ma la sera del 27 giugno. Quindi qui abbiamo un balletto di perizie, controperizie. Non è stata mai realizzata un'inchiesta giornalistica indipendente. È vero, sono stati pubblicati molti libri, qualche documentario, migliaia di articoli, ma mai un'inchiesta giornalistica libera e indipendente, che parte da una cosa. Cerca di ricostruire i fatti. Intanto la prima base sono i documenti giudiziari raccolti, sia pure controversi, prima base. La seconda base è quella di andare a cercare invece le prove altrove. E le prove sono legate a che cosa? All'accertamento del movente. Perché cade quest'aereo?
La sentenza ordinanza di Priore, 5.400 pagine, 31 agosto 1999, un mare magnum di inesattezze e contraddizioni, dice una cosa però giusta. C'era uno scenario di guerra quella sera, però senza dire chi, come, perché non c'è nella sentenza ordinanza di Priore. Non c'è nulla di tutto questo. Tra l'altro ci sono anche dei sospetti che qualcuno sia andato prima a mettere le mani, a manomettere il relitto. Io vi ho fatto l'esempio di una società che era stata costituita nel luglio 1980 a Roma, che ha fatto prospezioni a quella profondità in quel luogo. D'accordo? Su questo non ha mai indagato nessun magistrato. Ci sono 5 testimoni ex militari che io ho rintracciato, tra cui questo ex ufficiale della Marina Militare che oggi fa l'ingegnere, ma all'epoca era un ufficiale di macchina a bordo di nave Vittorio Veneto, ricevono l'ordine di tornare immediatamente alla Spezia quella sera. Non ci sono stati i soccorsi, sono stati ritardati volutamente. Pensate che il rapporto di Bonifacio che era decollato dalla Sardegna alle 3 del mattino del 28 giugno, che arriva e comincia a notare i primi cadaveri affioranti, è stato secretato per 7 anni, fino al 1987. Per 7 anni. Ovviamente hanno cancellato dati e poi la giustizia, per dare il contentino all'opinione pubblica, ha portato sotto processo, ma per depistaggio, non certo perché non era ovviamente... Il livello che non è stato mai sfiorato è quello politico, non militare. Ovviamente quello militare ha avuto un ruolo, no? Ma il livello è un livello politico, non è stato mai sfiorato. Volevo chiedere, lei prima parlava del popolo italiano che viene asportato del DNA, ma a questo punto ritengo che sia un popolo speciale. Volevo chiedere, questo metodo di esportare il DNA, qual è lo scopo? 1, e 2, è vero che ci sono delle possibilità che mettano microchip, eccetera, quando si effettuano degli interventi, eccetera, sulle persone? E poi, qual è il disegno di tutta questa catastrofe che purtroppo si sta verificando in senso globale? Allora, per ordine, la banca del DNA è stata istituita anche in Italia con una legge statale, ma esiste anche in tutta Europa, la banca del DNA. Il problema è capire chi gestisce questa banca del DNA con quali finalità, no? Perché ci sono prelievi forzosi di DNA e anche prelievi, per esempio, ai nascituri e neonati, alle partorienti. Non so se questi dati vi sono noti, ma abbiamo anche chiesto anche a Renzi su questo, perché abbiamo riscontri oggettivi, probanti. Qual è l'obiettivo? Qual è la finalità? Ma è sempre quella classica, il dominio sul genere umano, che passa anche attraverso questa espropriazione del corpo. Voi sapete che il corpo umano in Italia non appartiene ai cittadini? Per legge appartiene allo Stato italiano, non so se qualcuno lo sa, questa non è una tesi politica, C'è una legge che è stata approvata in Parlamento, anche dall'opposizione, che è in vigore da molti anni e molti non hanno fatto caso, perché sono abbagliati dalle ideologie, destra, sinistra, centro, aveva capito anche Giorgio Gaber, sono schemi che nascondono invece un sistema di potere dominante e comunque eterodiretto. L'Italia non ha mai espresso un sistema di governo indipendente e quando qualcuno ci ha provato, come Aldo Moro, aveva tentato nel 78 di dar vita attraverso il compromesso storico, sia pure discutibile, portando dentro i comunisti, non è stato ammazzato per questo, perché doveva essere delegittimato politicamente. Non a caso hanno ammazzato in via Fani il 16 marzo del 78 la sua scorta, potevano freddarlo lì. E non sono stati i brigatisti rossi a sparare, che non avevano alcuna competenza, non sapevano neanche come pulire un'arma, figuriamoci sparare. Hanno sparato dei professionisti di Gladio, no? C'è un braccio armato che stava dietro le linee, ovviamente, no? Dei professionisti. E Aldo Moro è stato liquidato quando ha cominciato a rivelare dei segreti della NATO. L'esistenza di Gladio stessa nel 1978 e non nel 90, quando poi per convenienza politica Andreotti farà le sue prime rivelazioni, ma prima di Andreotti sulla Gladio ci è arrivato il giudice Mastelloni che indagava su Argo 16. Vi ricordate? L'aereo abbattuto dal Mossad con un sabotaggio, Vi ricordate cosa accade?
Mastelloni è stato anche il primo magistrato che ha accertato la presenza di ordigni nucleari in Italia ed è stato stoppato. Mastelloni, no? Capito? E aveva portato anche sul banco degli imputati gli ufficiali israeliani che erano stati responsabili della morte dei nostri militari su quell'aereo denominato Argo 16. È il dominio sul genere umano, chiaramente. È chiaro che non abbiamo firmato patti col diavolo, perché intanto anche eminenti costituzionalisti ci sono numerosissime pubblicazioni, verificato e accertato che l'accordo di pace del 47 non ha anche a livello internazionale alcuna valenza, ma poi c'erano stati dei preaccordi che non prevedevano la resa incondizionata, ma noi dobbiamo a Badoglio questa resa incondizionata, che è quello che realmente ha tradito il nostro paese, insieme a Savoia ovviamente. Ci sono dei documenti che sono stati declassificati negli Stati Uniti d'America e sono in rete, li trovate in rete, sono di dominio pubblico ormai da anni, quindi chiunque può verificare e rendersi conto. È chiaro che i documenti bisogna sempre prenderli, non per oro colato, bisogna verificare, metterli a confronto con altri documenti, ma nei libri di storia non ci sono, ahimè. Io volevo farti una domanda. Durante le tue inchieste a volte ti sei anche scontrato con dei colossi economici. Ci spieghi in 5 minuti la storia della Barilla? Una cosa proprio sintetica, perché io credo che molte persone non ne siano a conoscenza. Intanto volevo anche rispondere all'osservazione di quel signore prima, che mi ha chiesto, ha notato giustamente perché ho cambiato editore, ogni libro è un editore diverso. Allora, anche gli importanti, per esempio su Ustica, vi faccio un esempio concreto e rispondo subito alla domanda. No, io l'ho proposto anche agli editori, insomma, ben noti, mi hanno detto che è un ottimo lavoro, straordinario, ma non è il momento politico, qualcuno mi ha risposto che c'è una crisi economica. Queste sono state risposte, per esempio, della Mondadori, per dire, no, la Mondadori, o altri che neanche hanno risposto come la Feltrinelli o la Rizzoli, per dire, no? O anche Chiare Lettere, no? Chiamato l'editore, straordinario, ma dopo 6 mesi non ho ancora avuto una risposta, cioè quando vuoi pubblicare questo libro che rimette... Ma perché è un editore che si chiama Arianna Editrice, Giorgio Rosso, che ha pubblicato Italia Usa e Getta, ha avuto un grande coraggio civile, e adesso pubblicherà un altro libro a febbraio che è Scie chimiche e guerra segreta, e a maggio pubblicherà anche Ustica, le 2 stragi, quindi senza alcun tipo di censura. Ecco perché io non accetto le censure, è per questo che cambio editori, perché qualcuno ha tentato di impormi censure. Io ho fatto il freelance per 30 anni per questa ragione. Ho lavorato alla RAI, ho lavorato alla 7, ho lavorato nella carta stampata, partendo dalla Francia, tornando in Italia, e ho fatto la gavetta, perché non esisteva una scuola di giornalismo. Quindi ho lavorato nella stragrande maggioranza dei giornali italiani e ho concluso la mia carriera nel 2011 al Corriere della Sera, dopo l'inchiesta sul disastro di Fukushima nel 2011. Mi hanno detto molto elegantemente dalla direzione che avrei dovuto occuparmi di altro, cioè di gossip per intenderci. La Barilla correva l'anno 2008 e ho ricevuto la segnalazione di alcuni operai della Barilla che lavoravano nello stabilimento di San Nicola di Melfi in Lucania. È il più grande stabilimento che la Barilla ha in Italia, nel mezzogiorno d'Italia. Ha 7 linee produttive, quindi biscotti, merendine e quant'altro, no, per intenderci. Ma ha un problema, l'amianto. L'amianto è un noto cancerogeno e la sua pericolosità è nota a livello scientifico già a partire dal 1930. In Italia è stato messo al bando dalla legge 257 del 92. D'accordo? Le regioni avevano l'obbligo di monitorare la presenza dell'amianto e di cominciare con piani di, ovviamente, decontaminazione dell'amianto e di messa in sicurezza. Siamo a zero. Soltanto l'Emilia Romagna ha fatto qualcosina, la Lombardia, un monitoraggio iniziale, ma poi nulla, non è stata mai messa in pratica la messa in sicurezza vera e propria. La Barilla aveva questo problema, l'area estesa dello stabilimento su una superficie di 10 ettari circa, a San Nicola di Melfi, accanto al più grande inceneritore di rifiuti d'Europa, la Fenice, di proprietà della Fiat, che poi ha venduto ai francesi l'EDF qualche anno fa, a poche centinaia di metri. Il problema è che questo stabilimento era imbottito di amianto. L'amianto a un certo punto diventa pericoloso perché friabile, esposto alle intemperie, poi al tempo, all'usura, e alcuni operai si erano ammalati, asbestosi, il primo stadio, poi ovviamente malattie che hanno portato praticamente al decesso di alcuni operai.
e mi avevano comunicato questo problema, che i sindacati non volevano intervenire e fare nulla, non mettersi contro la direzione della Barilla. Io inizialmente ero un po' scettico, perché facevo fatica a credere in una cosa del genere, perché ritenevo che la Barilla fosse una società avanzata. E comunque sono andato di persona a San Nicola di Melfi, sono arrivato davanti allo stabilimento, ho chiamato al telefono l'addetto stampa della Barilla a Parma e ho chiesto l'autorizzazione a poter visitare lo stabilimento. E gli ho spiegato anche il perché. E mi hanno detto che se volevo potevo visitare lo stabilimento di Parma, ma non quello di San Nicola di Melfi, dove non c'era amianto. Escludevano la presenza di amianto. Mi hanno anche mandato una nota scritta in cui escludevano. All'epoca lavoravo per il quotidiano La Stampa di Torino, editore Fiat, ero un inviato. Concordata questa inchiesta ovviamente con la direzione del giornale, all'epoca c'era Giulio Anselmi, che poi diventerà presidente dell'ANSA, la maggiore agenzia giornalistica italiana. Bene, come va a finire? Rileviamo la presenza di amianto, raccontiamo la storia degli operai, con tanto di cartelle cliniche, documentazione fotografica, lo stato dei luoghi e la mancata risposta e disponibilità della Barilla. L'11 ottobre del 2008 questa inchiesta viene pubblicata in prima pagina con una serie di fotografie. Risposta della Barilla l'indomani, minacciano azioni legali, ovviamente invitiamo Guido Maria Barilla a fare una visita alla redazione di Torino della Stampa, perché avremmo messo a disposizione della Barilla la documentazione che avevamo raccolto. Non si sono mai fatti vivi, hanno intentato inizialmente una causa civile, non hanno quantificato il tipo di danno economico che avevano subito e quindi poi sarebbe stato il giudice a quantificare il danno. Ci siamo difesi ovviamente, abbiamo portato le prove in tribunale e alla prima udienza si sono tirati indietro e hanno praticamente realizzato poi una transazione con l'editore, con la Fiat, che prevedeva l'estromissione, il congelamento del sottoscritto e la promozione del direttore. Anselmi è diventato presidente dell'ANSA, il sottoscritto è stato congelato per 1 anno e mezzo, più o meno, fino al terremoto all'Aquila, perché sono stato inviato, le ultime inchieste che ho fatto per la Stampa sono state proprio quelle, il 6 aprile 2009, non so se ricordate, 309 morti. L'Aquila è ancora chiaramente un cimitero. Come è andata a finire però con la Barilla? Beh, non solo hanno chiesto la mia testa, nella transazione c'è scritto che non avrei dovuto più pubblicare nulla con la Stampa. E loro, pena chiaramente la mancanza di pubblicità, quindi avrebbero ritirato gli introiti pubblicitari alla Stampa. E ovviamente la Fiat ha pensato ai soldi, quindi pecunia non olet, e senza alcuna motivazione sono stato congelato, quindi mi hanno pagato e mi hanno consentito di non scrivere nulla per tutto questo tempo. E quando mi sono svincolato dalla Stampa ho creato un giornale online, Italia Terra Nostra, e sono tornato a San Nicola di Melfi e ho fatto un'altra inchiesta, l'amianto c'era ancora, gli operai ovviamente sempre ammalati, sempre più ammalati, e c'è stata una reazione forte, dura, energica della Barilla che non tollerava questa mia azione, questo mio approfondimento. Quindi è arrivata una lettera dell'avvocato Mariconda di Milano che mi chiedevano di rimuovere quell'inchiesta, senza alcuna motivazione, paventando un danno di immagine. Io ovviamente non ho pubblicato la sua lettera, non ho rimosso ben niente, sono tornati alla carica, hanno chiesto al giudice di Parma, il Tribunale di Parma, di rimuovere quell'inchiesta dal mio sito, dal mio giornale, e poi addirittura di oscurare il giornale, di spegnere il giornale. Ovviamente il giudice ha rigettato questa richiesta e dopodiché cosa hanno fatto? Si sono comprati il webmaster del giornale, che aveva le chiavi di accesso al giornale, quindi hanno oscurato il giornale, sono riusciti a fare quello che volevano in questo modo, però sono riuscito a far bonificare l'amianto che c'era in quello stabilimento. Ho impiegato 3 anni, ma ci sono riuscito. Buonasera, io vengo da Udine e volevo sapere qualcosa sulle discariche della mia zona. Udine, bene, è un territorio interessato da questo fenomeno da almeno 20 anni, perché non è vero che poi la spazzatura industriale viene dirottata soltanto nel sud Italia, in Campania, in Sicilia, in Puglia, no? E anche ovviamente in Lombardia, grossi docet a Milano e dintorni, per intenderci, ma anche purtroppo la sua regione e quel territorio è interessato da questo fenomeno. Per una semplice ragione, perché i confini arrivano ogni giorno, nottetempo spesso, carichi di rottami radioattivi che non vengono controllati ai valichi di frontiera. Questo è un fenomeno che addirittura ha evidenziato, pensate un po', i sismi nei rapporti che datano nei primi anni 90.
Cioè i sismi, pensate. Non c'è alcun controllo, c'è l'1% di controllo su sui carichi che arrivano dall'estero, soprattutto dai paesi dell'est. C'è questo grave problema e quell'area purtroppo è interessata da questo fenomeno. C'è da dire, per esempio, a me è capitato, quando stavo per concludere l'inchiesta sulle navi dei veleni, e ne abbiamo trovate 203 nel Mediterraneo, oltre a 1 migliaio di container, sto parlando di navi, carrette del mare affondate dolosamente con imbottite di rifiuti chimici e scorie radioattive, di origine sanitaria, industriale e bellica. Abbiamo trovato addirittura una nave che era appena arrivata dalla Francia, il 2 agosto del 2010, ero ancora sotto protezione della polizia, ho subito una serie di attentati, quindi per 2 anni sotto scorta. In quel periodo ero sotto protezione della Polizia di Stato. Ero a Maratea, alla Guardia Costiera di Maratea, stavo esaminando il registro dei sinistri marittimi, perché avevo girato praticamente quasi tutte le guardie costiere d'Italia e le direzioni marittime per guardare anche questi registri sugli incidenti in mare, no? Per vedere dal punto di vista ufficiale cosa avevano registrato. Appunto. Mi arriva una telefonata di un informatore e mi dice: guarda che fra qualche ora a Salerno arriva la nave Frelon, battente bandiera maltese, e ha un carico particolare. Nel nostro gergo carico particolare è un carico radioattivo. Quindi ho mollato tutto quanto e siamo andati a Salerno. Non so se conoscete Salerno, l'autostrada. Si arriva sulla collina, c'è l'uscita autostradale e si domina praticamente tutto il porto, si vede cosa c'è nel porto. E da quella posizione sono riuscito a filmare e fotografare l'arrivo della nave e le operazioni preliminari di sbarco di questo materiale, praticamente alla rinfusa. C'erano 20 camion che hanno caricato questo materiale che poi abbiamo verificato dopo radioattivo, perché è chiaro che da quella distanza. Quindi siamo entrati nel porto, 2:30 del pomeriggio, c'è una macchina del Ministero dell'Interno, entrano, al varco doganale non c'era nessuno, né polizia, né carabinieri, né guardia di finanza, né vigili del fuoco. 2 agosto 2010, nessuno. Arriviamo a 40 metri dalla nave, scendo, contatore Geiger, ci siamo avvicinati, riesco a registrare quello che potevo, i dati, fotografare la nave, filmare, e abbiamo seguito i camion che andavano in Basilicata. Li abbiamo seguiti fino a un bosco, in una ferriera di un noto prenditore italiano del nord, e poi in un bosco, in un'area protetta sulla carta. 2 agosto 2010. Cosa ho fatto? Beh, siccome ero sotto protezione della Polizia di Stato, ho informato il questore di Salerno e il prefetto di Salerno. Ho fatto il mio dovere, ho detto: guardate, ho scoperto queste cose. Risultato, né il questore né il prefetto di Salerno hanno informato la Procura della Repubblica di Salerno. Il procuratore Capola ha preso questa notizia da una mia intervista concessa al Corriere della Sera, qualche giorno dopo. Pensate un po'. Quindi ha chiesto conto della situazione. Il questore di Salerno cosa ha tentato di fare? Ha tentato di far punire i miei poliziotti di scorta che mi avevano portato all'interno del porto. Pensate un po'. Cioè loro avevano il dovere di accompagnarmi perché non abbiamo certamente commesso alcun reato, ma avevano il dovere, come da protocollo che ho firmato col Ministero dell'Interno all'epoca per la protezione, che io non ho richiesto, me l'hanno accordata. E quindi volevano praticamente trasferire questi 2 agenti, angeli custodi, ma sono riuscito comunque a impedire questa azione. Morale della favola: mi sono messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ho parlato con il comandante dell'Arma dei Carabinieri di Salerno, sono andato a trovarlo, gli ho portato la documentazione che avevo raccolto e poi è stata aperta un'inchiesta su questo. Ma il 2 agosto 2010 non è un fenomeno che è finito qualche anno fa, non è mai terminato, non è mai terminato. L'Italia è stata trasformata in una discarica di ogni genere, di rifiuti di ogni genere. Ma l'Italia, come la Germania, come la Svizzera, come gli Stati Uniti d'America, l'Unione Sovietica, hanno cominciato a scaricare scorie radioattive ad alta attività di terza categoria già nei primi anni 60. Io mi sono preso la briga di pubblicare i documenti ufficiali dell'AIEA, che erano sotto chiave, e li ho pubblicati integralmente, cioè le aree di affondamento, la quantità, la tipologia, i punti esatti dove sono. E questo già nei primi anni 60. Pensate, qualche anno fa, un magistrato della Procura di Livorno ha chiesto al Ministero di Grazia e Giustizia i fondi per recuperare uno dei container che una nave sconosciuta aveva affondato al largo dell'isola d'Elba qualche anno fa. Nel 2010 hanno risposto dal Ministero di Grazia e Giustizia che non ci sono i soldi per recuperare uno solo di questi container che giace a 100 metri di profondità, non a 3.600 metri, ma a 100 metri. Noi ne abbiamo trovati un migliaio, e sicuramente
questa è una sottostima perché sicuramente saranno molti di più, soprattutto nello Ionio dove non c'è alcun tipo di controllo, ma anche nell'Adriatico. Nell'Alto Adriatico ci sono 2 navi cariche di rifiuti radioattivi, la prima affondata nell'89 e la seconda nel 92, e sono lì, 89 e 92. E guardate, un ufficiale della Guardia Costiera italiana, un certo Natale De Grazia, è stato assassinato il 12 dicembre del 95 solo perché era il consulente della Procura di Reggio Calabria che nel 95 aveva aperto un'inchiesta sull'affondamento delle navi dei veleni nei mari italiani. Nel 95 il capitano Natale De Grazia stava indagando su 180 affondamenti sospetti, era in missione, si stava dirigendo alla Spezia con 2 carabinieri in Borghese, escono dall'autostrada in Campania, si fermano a mangiare un boccone e lui è avvelenato. Gli altri 2 salvi, nessuna autopsia, poi autopsie truccate, fino a quando l'anno scorso è stata fatta l'ultima autopsia, è stato effettivamente accertato che il capitano De Grazia, a cui lo Stato ha conferito la medaglia d'oro al valore, è stato avvelenato. E quella inchiesta è stata archiviata allora. Avete capito? Il magistrato che si è occupato di quella inchiesta è stato trasferito ed è stato anche minacciato di morte, ha subito attentati sotto scorta e quant'altro. Poi a un certo punto gli hanno revocato anche la protezione. Avete capito come funzionano le cose? Un magistrato. E quando io ho incontrato questo magistrato che non era più sotto protezione, e io ero sotto protezione, a Reggio Calabria, qualche anno fa, nel 2011, eravamo anche seguiti. E chi può fare queste cose se non i servizi di intelligence? I nostri servizi di intelligence sono subordinati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente, ai servizi di intelligence di altre potenze, di paesi stranieri. Funziona così, subordinati. Guardate, qualche anno fa il generale Siracusa, che è stato a capo del SISMI, in audizione parlamentare segretata, ha dichiarato che nel 1994 i servizi segreti militari hanno fornito una certa cifra di denaro all''ndrangheta per fare questo tipo di lavoro sporco. Il generale Siracusa. Ho impiegato 3 anni per avere questo rapporto che era sottoposto a segreto di Stato, seppure non apposto ufficialmente, ma era segretato. Il problema con cui bisogna fare i conti sono i segreti. I segreti. I segreti mascherano, ma cose ignobili, stragi soprattutto, omicidi e quant'altro. Io ringrazio per le informazioni che hai dato, che comunque molte persone sicuramente non le sapevano, qualcuno sì. Io ti farei 2 domande adesso. Visto che stiamo guardando sempre il passato e bene o male vediamo i risultati di questo passato, no? Non occorre andare a Roma o andare in politica, lo vediamo anche nei nostri comuni, lo vediamo dal vicino di casa. Diceva bene una volta un tuo collega, no? In America, quando un vicino ruba, l'altro lo denuncia. Qua in Italia va a chiedere come fa per farlo anche lui. Penso che questa sia la cosa molto chiara, no? Tu per 30 anni hai lavorato dei giornali, penso che non potevi scrivere quello che volevi. Forse scrivevi quello che ti faceva. Domanda questa, prima. Secondo, sappiamo tutte queste cose qua, ma forse è il momento di arrivare al fare qualcosa adesso. Cosa ci consigli di fare? In questo momento penso che sia bisogno di dare delle informazioni alle persone cosa fare per cambiare questo sistema qua. Perché finché andiamo avanti a dire sì, belle notizie ti hai dato, il libro tuo, bellissimo, leggiamo, ma se poi alla sera tutti quanti vogliono il telefonino, tutti vogliono l'aria condizionata d'estate e il caldo d'inverno, il SUV per andare a prendere il bambino a scuola. Ma ho avuto la fortuna e il privilegio di scrivere quello che volevo. E infatti ho scelto la professione di giornalista freelance per questa ragione. Potevo anche fare il giornalista dipendente come tanti altri e quindi mettermi a padrone. Sono stato uno dei pochi giornalisti che in Italia ha lavorato contemporaneamente per il settimanale L'Espresso e per il settimanale Panorama e per il settimanale Famiglia Cristiana. Quindi ho avuto questo privilegio. Mi hanno anche pagato per tenere nel cassetto alcune inchieste. Mi è capitato con Famiglia Cristiana nel 2006, commissionata un'inchiesta sulle navi dei veleni, pagato, nel cassetto. Ancora prima una inchiesta, sempre per Famiglia Cristiana, sugli aerei che avevano contrappesi l'uranio impoverito. Sapete che l'uranio impoverito è altamente piroforico, diventa pericoloso quando si incendia. C'era stato un incidente ad Amsterdam, era caduto un aereo israeliano, e questo fenomeno da lì poi è venuto fuori e si è scoperto, ma poi abbiamo tirato fuori i documenti della Lockheed, per esempio, che anche Boeing praticamente venivano utilizzati sui loro velivoli commerciali 350, 400, anche 500 kg di uranio impoverito. Quindi in caso di questi incidenti, se gli aerei si incendiavano, erano dolori ovviamente, contaminazioni.
avuto la fortuna di lavorare liberamente fino al 2011, l'ultima inchiesta del Corriere della Sera, il disastro di Fukushima. Cosa fare concretamente? Punto 1. Io non ho la ricetta in tasca e non sono un depositario di verità. La ricerco come voi la verità. La verità dov'è? È in questa realtà che non osserviamo neanche, non solo la realtà, non solo il cielo, ma non osserviamo l'altro da noi, non ci riconosciamo, ci scambiamo come oggetti che hanno come merci, non ci riconosciamo come esseri umani. Siamo lontani gli uni dagli altri. Forse aveva ragione Pierpaolo Pasolini quando negli anni 70, negli scritti corsari, ancora sugli editoriali del Corriere della Sera, parlava della mutazione antropologica in atto in Italia, no? Gli effetti sono questi. Noi dovremmo tornare, la prima rivoluzione, ripeto, è interiore. Le nostre idee devono camminare sulle azioni, sono le nostre idee che devono essere concretamente delle azioni. Se restano soltanto delle idee, rimangono sterili. Che cosa fare? Intanto informare. Ognuno di noi ha un suo compito. Io non ho un compito politico, io non voglio mettermi in politica e fare un partito. I partiti hanno fatto il loro tempo. Guardate, Simone Veil ha dedicato anni e anni della sua vita, e non era certamente l'ultima a sapere, ma già all'epoca, qual era la crisi in atto dei partiti, ma lo stesso Enrico Berlinguer nell'81, in quella famosa intervista a Scalfari, dice qual era la situazione. Non c'è bisogno di leggere i trattati sociologici di Ferrarotti per capire qual è la crisi dei partiti, basta guardare la situazione, no? Altro che Prima Repubblica o Seconda Repubblica o Tangentopoli, anche di peggio. Il problema vero è che questo è un paese eterodiretto. Fino a quando non riusciremo a conquistare indipendenza politica, e questo cosa vuol dire? Io non ho una soluzione, però posso ipotizzare che si potrebbe dar vita a una nuova Costituente, anche perché, ripeto, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 1 del 2014, ha appunto dichiarato incostituzionale la legge elettorale. Quindi questo Parlamento e questo Governo non possono legiferare ancora, non possono adottare nuovi provvedimenti, non possono eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, non possono fare un bel niente. Quindi dovrebbe essere sciolto il Parlamento, il Governo andare a casa e così anche l'inquilino abusivo del Quirinale. Nuova Costituente, si vota per una nuova Costituente, ma ognuno di noi è sovrano, ognuno di noi. Il popolo non è sovrano sulla carta. E poi cosa fare concretamente adesso? Beh, dopo la consapevolezza critica, bisogna mettere in campo delle azioni pacifiche e non violente. Io ho proposto di fare uno sciopero generale a oltranza. Sciopero generale a oltranza, uno sciopero fiscale. A oltranza, ma concreto. Guardate, la storia è fatta da minoranze attive, non da grandi masse. E non vi aspettate il Deus ex machina che arrivi in Italia a risolvere i problemi. Siamo noi che dobbiamo risolvere questi problemi. Minoranze attive. Le minoranze attive. La storia è fatta da minoranze attive. Sciopero generale a oltranza, non so, è una provocazione portare a Roma 100.000 persone, ma non è un numero sparato a caso, nella piazza del Quirinale e dare vita a una festa per riconquistare pacificamente e in maniera non violenta questo paese, alla libertà, alla democrazia, all'indipendenza. Non è impossibile questo, non è impossibile. A me è capitato di prendermi anche qualche soddisfazione con gli americani, con gli anglo-americani, con cui ho un ottimo rapporto. Io non ho un rapporto conflittuale. Guardate che quando io chiedo informazioni, le migliori informazioni, le più importanti informazioni del mio paese le ho ricevute dagli Stati Uniti d'America e dalla Gran Bretagna, dai loro governi, nei loro archivi. In Italia ho sempre trovato dei muri di gomma, dei muri di granito, assolutamente impenetrabili. Assolutamente impenetrabili. Quindi questo si può fare, la consapevolezza e poi un'azione però creativa, perché il sistema di dominio, il sistema di potere si aspetta una reazione violenta. E sono già pronti con Eurogenfor, non a caso, con i Predator che entreranno in funzione il mese prossimo. Questa è una notizia fondamentale che nessuno ha dato. C'è il protocollo d'intesa che è stato firmato 3 giorni fa. Non c'è nessuno che ha dato questa notizia. 3 giorni fa. I Predator. C'è una così evidente privazione di libertà e di privacy a questo livello è assolutamente intollerabile. E non c'è alcuna discussione, alcun dibattito sul fatto che la Carta Costituzionale è stata stracciata dal Trattato di Lisbona, che è entrato in vigore nel 2009, che ha reintrodotto la pena di morte. Adesso potete arrovellarvi per quanto vi pare, ma i fatti sono questi. Esponiamo i fatti, sta a voi giudicare. Io cosa posso dire? Io potrei manifestare insieme a tanti altri questa ribellione, questa rivoluzione, è una ribellione. Abbiamo paura a pronunciare questa parola ribellione?
Ma guardate che i ribelli fanno la storia, sono quelli che non seguono le regole codificate, standardizzate, che non sono i conformisti, ma non perché bisogna essere stravaganti, perché bisogna riconquistare questo paese, rifondare questo paese, ecco. Il termine più esatto è questo, rifondare. Ma dovremmo riappropriarci anche della nostra lingua che è meravigliosa. Ma guardate, inglesismi dappertutto, io non ce l'ho con gli anglo-americani, ma ci mancherebbe altro, ma figuriamoci, anche se hanno ridotto questo paese un disastro. Ma gliel'abbiamo consentito noi, gliel'abbiamo consentito. Io ho un ottimo rapporto anche con i militari americani, con gli alti comandi. Voglio dire, c'è rispetto, ma anche perché sono, come dire, loro la vedono anche come una competizione sportiva, no? Cioè, se l'avversario ti batte e l'avversario è debolissimo, non ha gli strumenti che... si rendono conto che sono stati battuti. Oddio, il problema è che non è soltanto il complesso militare industriale già denunciato da Eisenhower nel discorso di fine mandato, no? Non è solo questo il problema è che esiste una entità economica molto potente, che è fatta chiaramente anche di corporation, multinazionali e quant'altro, che controlla questa superpotenza e utilizza il braccio armato di questa superpotenza. Questo è il punto vero. Nessuno ha detto una parola sul fatto che anche questo governo eterodiretto di Renzi ha praticamente, con lo sblocca Italia, autorizzato i soliti noti a trivellare ovunque, anche nelle aree protette, anche sulla battigia se occorre. Andare a tirar fuori il petrolio amaro, che è un petrolio che poi deve essere lavorato, utilizzando anche delle sostanze radioattive che vengono reinietate sui fondali. Siamo a questi livelli. In Basilicata, nella Val d'Acri, ormai nelle falde acquifere non c'è più l'acqua, ma ci sono gli scarti degli idrocarburi. E ovviamente l'altra conseguenza sono le malattie, il danno sanitario, il danno ambientale. Siamo capaci di mettere in piedi una protesta pacifica e non violenta? Abbiamo dimenticato la lezione di Gandhi, vi ricordate la marcia del sale? Le petizioni non servono a niente, carta straccia. Ci vuole un'azione nuova, creativa, energica, determinata, ma sulla base di una consapevolezza critica, non perché qualcuno ve lo sta dicendo facciamo questo. Cioè evitiamo anche le grullonate per cortesia, basta con queste grullonate, no? Anche quelli che arrivano all'ultimo momento cooptati dal sistema di potere. Devo fare questa precisazione, è importante, anche se non me l'avete chiesto, ma lo faccio lo stesso. Come si fa a mettere in piedi... No, aspetta, non è microfonato, quindi non si sente niente poi. Scherzi a parte, ma come si fa a non dire niente ai propri seguaci e ai propri fans quando nell'ottobre del 2008 questo ragioniere ligure, ex comico, incontra segretamente l'ambasciatore americano nella sede diplomatica a Roma di Via Veneto e concordano la nascita dei pentastelluti, no? Un anno prima. Un anno prima. Come lo sappiamo? Come possiamo dire questo? Osare? Beh, nel febbraio 2012, il Dipartimento di Stato ha desecretato il rapporto che l'ambasciatore Spogli ha inviato al Dipartimento di Stato. 5 pagine, le abbiamo pubblicate subito. Io ho chiesto personalmente una smentita al ragioniere Beppe Grillo. Nessuna smentita, nessuna risposta. Doveva quantomeno una risposta e una chiarificazione ai propri fans. Non dico l'opinione pubblica, ma poi anche l'opinione pubblica. Ma come si fa a stare dietro a un partito che ha un padrone, come da atto notarile? Ma abbiamo perso veramente il senno. Cosa hanno fatto? Hanno controllato e cooptato il malcontento popolare per portarlo in un vicolo cieco e questo è ormai sotto gli occhi di tutti. Io ho scritto un libro 3 anni fa, Il Grande Fratello, c'è un capitolo dedicato a queste cose che vi sto raccontando, quindi questa è la situazione. Le trivellazioni in mare, qual era la domanda? Ah, c'è un'altra... Sì, no, io ringrazio tanto Gianni delle informazioni. Io penso, facendo una brevissima premessa, che informazione e partecipazione siano oggi le ultime carte che abbiamo a disposizione. L'unica cosa è che quando parliamo di informazione diamo forma alla nostra azione attraverso anche quelle che possono essere le mobilitazioni pacifiche, democratiche, per carità. Parlavi prima di minoranza attiva, io l'ho riscontrato sicuramente in una buona fetta di popolazione che tra ultra 20 anni si dà da fare contro una linea ad alta velocità, ma sono già oltre un treno da quello che ho capito intervistandoli. Primo. Secondo, la domanda è questa: quante affinità sussistono ed esistono tra l'Ustica dei Cieli e l'Ustica del Mare, 10 aprile 91, il Moby Prince, perché
dentro quel campo derby là, tra servizi segreti, Gladio e neofascisti, c'è veramente di tutto di più, però è la culla del silenzio perché non esce nulla di nulla e abbiamo lasciato morire la gente, 140 su 141. E poi in fretta e furia invito tutti a mobilitarsi perché questi stanno arrivando alle spalle con grinfie molto portentose quando parliamo del TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, e quindi conviene darsi da fare. Informatevi, Torino, Imola, Palermo, trattato transatlantico, ennesima devastazione, se vogliamo finire scaccomato. Per il momento a metterci scaccomato ci pensa il baucometro, cioè la televisione. Livorno, 10 aprile 1991, strage del Moby Prince. 140 persone arse vive in un traghetto che era appena partito per andare in Sardegna. Finito contro una petroliera, l'Agip Abruzzo. Non c'era la nebbia, è stato accertato che non c'era la nebbia quella sera, oggettivamente. In realtà c'era un trasbordo di armi dalla base di Camp Derby, che è un arsenale vero e proprio, ad alcune navi militarizzate americane e non. Ne sono state individuate più di una mezza dozzina di queste navi, cioè sappiamo come si chiamano e quant'altro, solo che, come dire, questa verità storica fatica a entrare nella verità giudiziaria, nel procedimento giudiziario, che è stato chiuso, archiviato, riaperto. C'è un filo rosso che lega le stragi, che lega l'abbattimento in Sardegna il 2 marzo del 94 di un elicottero della Guardia di Finanza, con due sottufficiali a bordo che davano la caccia a una nave carica di armi, la Lucina, Volpe 132, segreto di Stato. L'omicidio, lo sgozzamento di 7 marinai italiani a Gengene in Algeria, il 5 luglio del 1994. L'omicidio di 2 giornalisti italiani a Mogadiscio, in Somalia, il 20 marzo del 1994, ma sempre il 1994? Guardate che nel 92 c'è stato un golpe, l'ennesimo golpe. Noi siamo ancora a lavorare su Borghese, De Lorenzo, Piano Solo, Gladio, nel 92. Voi pensate, Falcone e Borsellino non mica sono stati eliminati perché davano fastidio a Cosa Nostra. Cosa Nostra è una di quelle organizzazioni criminali organiche allo Stato. Certo, non c'è un decreto di riconoscimento formale, ma sempre per tornare all'armistizio corto di Cassibile del 1943, che prevede questo tipo di immunità, altrimenti in un paese civile la mafia sarebbe stata sconfitta da un bel pezzo. Sia l'ala militare sia quella finanziaria, che ormai ha pervaso mezzo mondo, nord-est compreso, da tempo. Il punto è che nel 92 Falcone e Borsellino sono stati eliminati perché avevano capito che c'era un riciclaggio di denaro sporco tra stati a livello gigantesco, che qualcuno, qualche stato autorevole, qualche superpotenza, ricavava un sacco di soldi dal traffico di droga nel 1992. E Cosa Nostra non aveva alcun interesse a eliminare Falcone e Borsellino perché avrebbe questo scatenato una reazione, sia pure superficiale, dello Stato. Ma voi pensate che Riina e Provenzano siano i capi della mafia italiana? Voi pensate questo? 2 manovai? La manovalanza della mafia italiana, la manovalanza. Quelle stragi sono state organizzate dai nostri servizi segreti, che all'epoca si chiamavano SISDE e SISMI, SISMI e SISDE, e sono state precedute da tanti omicidi di magistrati, di giornalisti e di cittadini. E non a caso sono stati eliminati, uno dopo l'altro. 92. Ricordate che governo c'era nel 92, nel 93, nel 94? Vi dice niente Maastricht? Dice qualcosa? Beh, cominciate a ragionare, a mettere insieme queste tessere del puzzle. Prego. Prima ha detto che Renzi con lo sblocca Italia ha favorito i soliti noti. Vorrei sapere i nomi e cognomi di questi noti. Allora, nome e cognome, David Rockefeller, che ha utilizzato delle società paravento, Petroceltic, Northern Petroleum, eccetera, 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 che hanno ottenuto delle autorizzazioni a trivellare e le ha date Prodi, le ha confermate Berlusconi, le ha confermate Monti, le ha confermate poi Letta e infine Renzi. E quindi se prima si poteva trivellare a una certa distanza dalla costa, adesso si può trivellare tranquillamente se c'è il petrolio, ma il problema è che per esempio nell'Adriatico c'è un petrolio amaro, nello Ionio, è arrivata anche la Total per intenderci, la Shell, hanno avuto autorizzazione a trivellare. Il petrolio amaro deve essere lavorato, deve essere raffinato e quindi per estrarre questo petrolio si fanno dei danni ambientali incredibili. E nonostante questo il governo italiano praticamente
si è arreso su questa pressione di David Rockefeller, ovviamente sotto mentite spoglie. E quindi tutte le normative di protezione ambientale sono saltate in un baleno. Poi c'è da dire anche che non c'è stata alcuna reazione delle regioni che hanno finto di fare opposizione. Chiaro che non hanno competenza in materia, possono esprimere un parere, potevano esprimere un parere, ma non l'hanno neanche fatto, e poi comunque hanno dato concessioni a trivellare anche sulla terraferma, dove hanno invece un parere vincolante. Questo è il punto vero. È vero, il petrolio è sceso a $66, ma la benzina sale. Come mai? Questo è il problema, la contraddizione. Noi in Italia paghiamo accise che risalgono alla guerra d'Etiopia, pensate un po', al terremoto del Belice del 68, 35, 68 e così via. Dovrebbe costare €1 un litro di benzina, per intenderci. Altre domande? Non so che esco completamente dalla serata. Sai se è veramente stata rubata l'Arca dell'Alleanza o no? Allora, vi potrei dire che invece è stato rubato tutto quanto l'oro italiano. 2.471 tonnellate di oro sono finite negli Stati Uniti d'America in gran parte, e non abbiamo più alcun controllo della riserva aurifera, perché tra l'altro due parlamentari hanno presentato un'interrogazione qualche anno fa. Siamo a una nuova legislatura, 17ª, e quella interrogazione è ancora in corso, ma non c'è stata alcuna risposta, ovviamente. Che fine hanno fatto? Questo è il problema vero, cioè non la carta straccia dell'euro, l'oro, la quarta riserva aurifera del mondo. Avete capito? La quarta riserva aurifera del mondo, quella italiana, non c'è più a Roma. E sapete perfettamente che la Banca d'Italia non è una banca pubblica, quindi è nelle mani di altre banche di privati, no? Quindi non abbiamo neanche più questo. E torniamo al 92, torniamo ancora prima al Maastricht, vedete? Tutto si collega. Torniamo a Ciampi, torniamo a Amato, Britannia e quant'altro. Non abbiamo alcuna sovranità, ma prima ancora, voglio dirlo veramente con ammirazione per chi si occupa di finanza e di economia, prima della sovranità economica, della moneta, c'è la sovranità politica. Se non hai la sovranità politica, non potrai mai avere una sovranità economica, finanziaria, politica. E la prima cosa da fare sarà quella di cacciare, se riusciremo, la presenza di queste basi militari in questo paese. Il 37% della spesa per sostenere questo centinaio di basi è a nostro carico, è a carico degli ignari contribuenti. Un'altra notizia che non trovate sui giornali, da nessuna parte, in televisione e quant'altro. Il governo degli Stati Uniti, che ci vuole tanto bene, ha stipulato per conto del governo italiano un secondo contratto con la Lockheed per acquistare un altro stock di cacciabombardieri nucleari F-35. Perché ci tengono tanto gli F-35, che sono dei bidoni alati, come attestano anche i rapporti interni? Perché sono cacciabombardieri nucleari che dovranno montare le B-61, quelle 480 bombe B-61 dislocate in 6 paesi europei, di cui 90 in Italia. Non più Tornado, ma gli F-35. E questa è la ragione vera. Quindi un secondo contratto. E la spesa è lievitata da 13 miliardi di euro a 20 miliardi di euro. Nel frattempo, quest'anno, il governo eterodiretto di Matteo Renzi ha sottratto 4 miliardi e 100 milioni di euro alla sanità pubblica. Questi sono fatti documentati, oggettivi e incontrovertibili. Se una qualunque regione o un qualsiasi risultato elettorale si basa sul 50% dei votanti più uno, come fanno i risultati della Calabria adesso e dell'Emilia Romagna ad essere autorizzati, essere legalizzati con quella poca affluenza alle urne? Questo non è un principio di diritto costituzionale, questa finta democrazia che mandano in onda è una farsa. Ma guardate, a gennaio del 2014 la prima sentenza della consulta è stata quella di dichiarare la legge elettorale, cioè la legge fondamentale dello Stato, incostituzionale. Io ho sentito il parere anche di eminenti costituzionalisti italiani che hanno dichiarato anche pubblicamente, in seguito, che ci sono delle conseguenze, perché chiaramente i governi, il Parlamento, ha legiferato, ha adottato dei provvedimenti, sono tutti incostituzionali. Ma lo Stato italiano, questo Stato, questa Repubblichetta delle banane, potrà mai processare se stessa? No. Bisogna mandarla via, con le buone mi auguro, ma bisogna mandarli tutti quanti a casa. Domande?
Bene, Finale. ringraziamo Gianni. Sulla testa, grazie. Gli estorciamo l'assicurazione che tornerà a Vittorio Veneto il Scusa, prossimo posso dire- anno. Precisare? No. Questo funziona. Ci tornerai qui da noi il Ben prossimo volentieri, anno? sono venuto qui gratuitamente, sia chiaro. Grazie. Vi do appuntamento al 13 dicembre, grazie.